Bene, bene, buongiorno a tutti, buona giornata. Siamo il primo sabato di Quaresima e noi come Chiesa diocesana ci troviamo per vivere questo momento di convegno organizzato dall'Ufficio diocesano per la pastorale della salute. Siamo arrivati al numero 6, pian pianino, no? Pian pianino si va avanti. Anziani, risorse, fragilità e attenzioni, con quell'uno di fianco che poi motiverò. Pensando alla realtà dell'essere anziani, la parola che è emersa in me è stata quella di non problema, non realtà, ma affare. Il diventare anziani è un affare. Gli affari qualche volta vanno bene, altre volte vanno meno bene, per cui però è una potenzialità in cui vale la pena investire. Perché? Partendo da un po' di egocentrismo, perché a Dio piacendo anch'io diventerò anziano. Sono sulla soglia dei 70 anni, vero? E per cui, considerato il mio stato di celibe, le prospettive sono o la badante, oppure una delle case che amorevolmente la diocesi ha preparato per il suo clero anziano. Signori, questa è... Chiedo al Signore che mi tenga le gambe dritte, la testa leggermente a posto, non del tutto, ma non c'è mai stato, ma insomma, però, dato per sì. Però a Dio piacendo, questa è la prospettiva. Per cui riflettere sul diventare anziani ci coinvolge tutti, nessuno escluso. Mi coinvolge e ci coinvolge perché poi di fianco a noi, nell'ambito parentale, familiare o amicale, il diventare anziani è una realtà che ci riguarda. Se poi il C non è solo intessuto di relazioni interpersonali, ma è anche un C sociale, ci riguarda il fatto che la popolazione italiana sia, no? È un dato di fatto. Un dato di fatto che ha delle conseguenze molto concrete. Allora mi sembra molto importante. A dire la verità siamo stati sollecitati anche dall'ufficio della CEI centrale di riflettere proprio sulla realtà degli anziani. Noi abbiamo pensato come commissione, per cui il frutto di oggi è frutto di un lavoro di gruppetto di persone che con generosità si rendono disponibili a predisporre un po' di pastorale della salute in diocesi, abbiamo pensato a riflettere, a dare una giornata di riflessione proprio sulla realtà degli anziani, con risorse, fragilità e attenzione. L'uno, che cosa vuol dire quest'uno? Vorrebbe dire che nella nostra intenzione sentiamo un pericolo che i convegni siano un sasso gettato, ma poi nessuno va a vedere gli effetti, le conseguenze, il proseguimento di quell'itinerario del sasso lanciato. Allora vorremmo segnare il nostro futuro con anziani, risorse, fragilità e attenzioni, 2. E tra oggi e il prossimo futuro fare un lavoro così di attenzione, di monitoraggio, di raccolta anche di esperienze significative per quanto riguarda la valorizzazione dell'affare di diventare anziani. La giornata incomincia, come nostro solito, con un momento di riflessione. Per chi è credente può diventare anche un momento di preghiera, che come abitualmente ci viene proposto dal professor Roberto Padoin, che è l'organista del Duomo di Serravalle innanzitutto, ma poi anche docente al Conservatorio di Venezia. Eseguirà un corale con 9 variazioni del compositore tedesco Johann Paschbel, il cui titolo è, notate bene, scelta appropriata pensando all'essere anziani, ciò che Dio ha fatto è ben fatto. Ciò che Dio ha fatto è ben fatto. E il testo almeno una parte del testo dice così: ciò che Dio ha fatto è ben fatto. I suoi disegni restano giusti. Qualunque sia il corso del mio destino, mi atterrò in silenzio al suo volere. Egli è il mio Dio, nella necessità saprà soccorrermi. Non ho che da lasciarlo agire. E poi la terza strofa. Ciò che Dio ha fatto è ben fatto. Non mancherà di tenermi in considerazione. Lui, mio medico e realizzatore di miracoli,
non mi offrirà del veleno per medicina. Dio è fedele, voglio rimettermi a Lui e affidarmi alla sua grazia. Ecco, ascoltando la pagina organistica del professor Roberto Padoin, riflettiamo su questa realtà. Ciò che Dio ha fatto è ben fatto.
Grazie al maestro Roberto Padoin che ci ha introdotti davvero egregiamente, non è una caramella, davvero in questo nostro convenire sul tema del diventare, l'essere anziani e sul fatto che ci ha ricordato che ciò che Dio ha fatto è ben fatto. Credo che una chiave di lettura dell'insieme migliore di questa non potevamo avere. Adesso iniziamo il percorso, diciamo così, del nostro convegno. L'obiettivo di questa prima mattinata è quella di vedere. Molti di noi sono cresciuti all'insegna del vedere, giudicare e agire, no? Vedere, valutare, che il verbo giudicare è diventato un po' pesantino, no? Per cui vedere, valutare, discernere e poi agire. Ecco, la mattinata è dedicata soprattutto al vedere, e abbiamo chiamato due voci che saranno introdotte dal Monsignor Vescovo su questo. L'introduzione sarà proprio del nostro Vescovo diocesano, il Vescovo Corrado, e poi subito dopo la dottoressa Paola Paludetti, che è il direttore del distretto sociosanitario di Piedisoligo, porterà una visione sul territorio del territorio. Mi sento di ringraziare davvero Paola e con affetto anche, oltre che con stima, perché il suo compito istituzionale è davvero gravoso e chi porta già tante fatiche addossarne altre, però insomma aiutata da qualche persona di presenza amica è riuscita a dirci di sì e a porci questo. Seguirà poi l'intervento del dottor Francesco Facci, di origine sandonatese, dico bene? Sandonà? No, non è di origine... scusa. Sì, è di origine sandonatese e attualmente è il direttore della Fondazione Santa Tecla di Este e presidente per il Veneto dell'UNEBA. Ha accumulato nel corso dei suoi pur pochi anni notevoli esperienze e di questa esperienza stamattina ci farà partecipe. Do la parola al Monsignor Vescovo che ci introduce al convegno. Tra l'intervento della dottoressa Paoletti e l'intervento del dottor Facci ci sarà, come ormai diventa consuetudine, la bravura di Federico Campodall'Orto che per una quindicina di minuti con alcuni flash ci introdurrà nella vita di alcune esperienze di persone anziane. Grazie a Monsignor Vescovo. Buongiorno a tutti, sono contento di vedere anche numerosa la presenza, grazie anche a molti ministri straordinari della Comunione a cui è stata rivolta in modo tutto particolare anche l'invito a partecipare. Grazie alla Commissione diocesana, Commissione Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute che ha organizzato questo incontro. Alcuni membri sono qui presenti, altri mi hanno scritto che non potevano venire. Grazie a tutti. Cosa vuol dire fermare la nostra attenzione sulla cura degli anziani del nostro tempo? È un affare di anziani, ha detto no, mi veniva in mente che in francese un affaire, è un caso più anche complesso, ed è vero, cosa vuol dire fermare l'attenzione su questo? A mio avviso significa fondamentalmente ricordare, non dimenticare il pericolo che corrono gli anziani di essere tra le prime e più numerose vittime di quella cultura dello scarto tante volte denunciata da Papa Francesco. Fissare la nostra attenzione vuol dire proprio rendersi conto che loro rischiano di essere fra i primi, non gli unici, ma fra i primi ad essere oggetto, vittime di quella cultura dello scarto. Una cultura, quella dello scarto, derivata dalla mentalità produttivistica e consumistica tipica della nostra epoca, certamente più di altre epoche passate, questo non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscerlo.
questa mentalità, questa cultura produttivistica e consumistica porta ad emarginare o a buttar via tutto ciò che non serve più, o perché è passato di moda, o perché non produce più, o semplicemente perché è vecchio. Quello che spesso noi facciamo senza tanto pensarci con gli oggetti, ma proprio perché non ci pensiamo molto rischiamo di farlo anche con le persone. E gli anziani corrono il rischio di essere fra i primi a fare le spese di questa mentalità. Il Magistero della Chiesa, nel suo impegno ad essere attento ai segni dei tempi, si è pronunciato più volte sulla presenza degli anziani nel contesto socio-culturale che viviamo, con interventi a partire già da Paolo VI fino a Papa Francesco, passando anche per la testimonianza personale di San Giovanni Paolo II, il quale, il 1 ottobre 1999, alla soglia dei suoi 80 anni, ha anche scritto una bellissima lettera agli anziani, ma poi ha dato una testimonianza veramente interessante e istruttiva, come sta dando la Papa Benedetto, d'altronde. Sono fondamentalmente due le attenzioni, le indicazioni che emergono dagli interventi dei pontefici. Riguardo alla cura verso gli anziani, viene indicato che in primo luogo è necessario accompagnare la situazione di ciascuno di loro perché possano percepire che la loro esistenza non è soltanto un problema o un peso difficile da risolvere e oneroso da sopportare. Questo sarebbe nel senso dell'affaire degli anziani, un problema, ma è e continua ad essere una cosa molto buona, sulla linea di quello che è stato detto. Quello che fa Dio è una cosa buona, un affare. Si tratta di individuare le strade, le condizioni per far sì che l'anziano possa sentirsi ed essere sentito non come un peso inutile da buttare, ma come una risorsa da apprezzare e valorizzare. Questo è un primo dato che emerge in molteplici forme, proprio anche dai interventi magisteriali. Verso gli anziani, teniamo conto di questo, quindi questa indicazione deve tener conto anche che ci sono correnti contrarie, questa che richiamo, va diffondendosi sempre più un modo di ipotizzare la soluzione sempre più grave della questione della vecchiaia, quello dell'autodeterminazione e dell'interruzione volontaria o delegata della vita. È una soluzione che fa sempre parte, mi pare evidente, della cultura dello scarto. Prima ancora di pensare a leggi che garantiscano l'autodeterminazione o l'interruzione della vita, dovremo adoperarci in un accompagnamento serio perché nessuno si trovi in una solitudine così pesante da dover chiedere la morte. Perché molte volte dipende proprio dal fatto che la vita diventa insopportabile, proprio perché viene lasciata nella solitudine, nell'abbandono, nello scarto. Accanto a questo primo indirizzo, che ho ricordato, quello cioè di individuare e mettere a frutto le risorse che anche in un anziano possono essere presenti, ecco la prima indicazione che ho detto, che ho ricordato, va anche detto realisticamente che ci sono delle situazioni legate alle condizioni di età o di salute delle singole persone, nelle quali la possibilità di valorizzare particolari risorse presenti nell'anziano diminuisce sempre più, fino quasi ad azzerarsi. Non possiamo pensare che tutti gli anziani arrivino all'età della loro quarta, quinta età lucidi, sani, produttivi, capaci di relazione. A volte non succede proprio. Abbiamo esempi nelle nostre case di riposo, di anziani che sono proprio vivi, certo, ma non capaci più di relazionarsi e così via. In queste situazioni la cura dell'anziano,
che sta avviandosi verso queste situazioni, che è lì non consiste nell'illuderlo di poter far conto e di sviluppare particolari doti o caratteristiche o risorse, perché non è realistico. Quindi il primo aspetto, certo, ma non va tenuto e portato avanti irrealisticamente. Fino a che la sua coscienza lo permette, andrà piuttosto accompagnato, con grande delicatezza certo, ma anche con verità, a entrare nell'idea che la sua esistenza terrena si avvia alla conclusione. E questo è un tabù, diciamocelo. L'aumento della longevità, leggo un passaggio che ho trovato, l'aumento della longevità frutto di una capacità medica e farmacologica che in passato non c'era assolutamente, ci ha fatto dimenticare che siamo esseri limitati, finiti, destinati a non restare per sempre su questa terra. Il pensiero della morte è stato spostato da questione ultima, cioè questione importantissima, a un'ultima questione che prima o poi, grazie al progresso scientifico e tecnico, sarà in qualche modo risolta, che è un'illusione. Però funziona e prende le persone. Se dunque non è la strada giusta quella di spingere l'anziano fuori del campo, come ho detto prima, non è la strada giusta neanche quella di volerlo illudere di poter stare in campo all'infinito o a fare quello che non può più fare. Ecco, questi sono i due estremi su cui noi dobbiamo un po' anche camminare. Né quindi eutanasia, né vita ad oltranza, magari con quello che si chiama accanimento terapeutico o illusione. Il contributo del convegno di quest'anno, e probabilmente anche del prossimo, vorrebbe essere quello di individuare, quello di condividere e condividere le intuizioni e le esperienze di una cura verso gli anziani che eviti le due derive che ho richiamato. Mentre ringrazio vivamente, come ho fatto poco fa, l'Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute per l'organizzazione di questo evento, auguro a tutti una buona e fruttuosa partecipazione, come è già stato anche per i 5 convegni che ci hanno preceduto e di cui questo costituisse una degna continuazione. Grazie e buona partecipazione a tutti. Grazie al nostro Vescovo ed ora la parola alla dottoressa Paola Paludetti che si sosterrà nel suo dire anche con delle slide che ci permettono di comprendere meglio questa realtà. Buongiorno a tutti, siete davvero numerosi, quindi vi ringrazio anche così per soddisfazione di Don Roberto che oltre al suo quotidiano, diciamo, dedica molto, oltre che nel suo quotidiano, perché abbiamo anche modo di sentirci e vederci proprio per i bisogni quotidiani della nostra popolazione, ma ecco, in particolare per questo momento nel quale lui mi ha coinvolta e gli sono grata non tanto per il convegno in sé, nel senso che io glielo dicevo anche prima, non ho nessuna passione di parlare in pubblico, quindi mi scuso se non sarò così vivace, insomma, come tanti altri, però la soddisfazione maggiore l'ho avuta per essere stata coinvolta su questo tema, che è un tema che a me sta tanto a cuore, perché fa parte intanto di una delle aree che io gestisco nella mia professione, ma mi sta a cuore anche, diciamo, come cittadino di questo territorio. Nei saluti miei personali aggiungo ovviamente quelli del direttore generale, che non ha potuto essere presente perché aveva già altri impegni in agenda, ma che mi ha pregato proprio, ecco, di salutarvi e di dirvi che condivide queste esperienze che costituiscono comunque un momento di riflessione, ma anche un momento di progettualità. Diceva bene prima Don Roberto, 1 e 2 del convegno, nel senso che noi ci siamo detti, veramente quando lui mi ha coinvolto, secondo me aveva già le idee chiare, però come dire, penso di aver dato insieme alla
dottoressa Anna De Col, che ringrazio tra l'altro pubblicamente perché mi ha preparato le slide, secondo me perché intuiva che io appunto non ho una gran passione per questi aspetti, ma soprattutto perché Don Roberto mi ha detto dai numeri, porta numeri. Allora Anna De Col secondo me voleva essere certa, cioè è certa del fatto che io do bene i numeri ma che fossero ordinati, e quindi ha preparato le slide per essere certa che poi i numeri che do fossero efficaci. E ecco, però con Don Roberto si diceva, ed io mi sono entusiasmata, che purtroppo dopo mi areno perché è vero che il quotidiano ci assorbe molto, però mi sono entusiasmata sul fatto che ci piacerebbe davvero fare una valutazione a 360 gradi della situazione della nostra gente, diciamo di una certa età, nel senso avere proprio il polso della situazione sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sanitario, per essere anche, come dire, per aiutare anche ad essere preventivi su alcuni accadimenti che avvengono nell'anziano, e per essere anche, cioè arrivare prima, diciamo, alla manifestazione del bisogno, no? Questo io un po' ce l'ho nel DNA, nel senso che prima di fare questo mestiere del territoriale, di direttore di distretto, che vede insieme tra l'altro anche il sociale oltre che il sanitario, vengo da 20 anni di sanità pubblica, di prevenzione, quindi ce l'ho un po' insomma nell'animo anche di cercare di arrivare prima, e siccome lo facciamo da quando nasciamo, perché con i bambini, tutto ciò che si fa nell'ambito della prevenzione, dalle vaccinazioni in su, ma anche in tutta il nostro percorso di vita, no? Gli stili di vita, lo sentiamo dire ovunque, sono fondamentali per arrivare anche a un invecchiamento che sia un invecchiamento di qualità. E questo, ecco, obiettivo che ci si è dati era con Don Roberto: facciamo un attimo il punto di com'è il nostro territorio e vediamo poi in futuro che cosa possiamo fare in questo progetto, che noi vorremmo anche un po', e ci siamo già messi in contatto, copiare da chi fa bene, perché è giusto copiare da chi fa bene, bisogna avere anche quel minimo di umiltà di dire faccio quello che so che altri fanno meglio, quindi anche da colleghi della Regione Friuli che hanno già avviato dei percorsi di questo genere. Tutto ciò proprio con l'obiettivo di fare in modo che nel nostro territorio diocesano, poi insomma si partirà con piccoli, ma poi non volevo rubare, ti chiedo scusa Don Roberto, ma mi sono fatta prendere dall'entusiasmo, e ecco, che Don Roberto poi credo che in chiusura del convegno, ecco, andrà un po' più nel dettaglio, ma penso che questo, ecco, davvero sia un obiettivo che ci dà anche, come dire, risorse anche a noi operatori, ecco, per affrontare alcuni temi importanti. È già, chiedo scusa, è già pieno, perfetto. Allora questo che dovrebbe, ecco, che si anima, sempre Anna De Col, che è una professionista tra l'altro molto brava della nostra azienda sanitaria, e adesso sarà anche una dirigente dell'area medica infermieristica. Anna, lo dico volentieri perché ovviamente perché questo sia un ringraziamento, perché lei lo sa come la penso, insomma, ecco, stimo molto Anna anche per questa sua, oltre che essere una professionista, è anche una donna che si dedica insomma anche a questi temi con passione. Ecco, questa diapositiva ci dà l'idea come negli anni, ecco, a partire dal 2011, ma come arrivando al 2065 ci sia proprio una fluidità, flessibilità sull'invecchiamento della popolazione, perché ne abbiamo evidenza, vedete anche com'è la forma del grafico, e come la popolazione sarà sempre più vecchia. Vedete la fascia di età, quella compresa tra le due righe più scure, tra i 15 e i 64 anni, ma come dobbiamo anche prepararci sia al fatto di avere una popolazione che sarà sempre meno attiva dal punto di vista lavorativo, mi riferisco alla popolazione anziana, perché poi la popolazione straniera, lo sappiamo tutti, è rappresentata da persone giovani che hanno quindi anche, come dire, una progettualità diversa, anche se comunque si sta modificando anche l'area degli stranieri, in quanto abbiamo, almeno leggevo in questi giorni, c'è evidenza che la natalità sta calando anche nella popolazione straniera, e ne ha evidenza anche l'area della scuola. Giusto per inquadrare, noi dal punto di vista anche sanitario, inquadriamo l'età degli anziani, ecco, sostanzialmente con
due grandi aree, cioè soprattutto l'anziano che va dai 74 agli 84 anni e poi i grandi anziani oltre gli 85 anni. Questo perché? Perché ovviamente anche nella programmazione sanitaria noi la facciamo, il distretto è quella parte della sanità, delle aziende sanitarie, nel caso nostro, il nostro distretto diciamo corrisponde al territorio della nostra ex azienda numero 7, quindi con una popolazione di 215-220 mila abitanti. Gli anziani sono 47-48 mila, quindi è una fetta della popolazione importante ed fa parte appunto di una delle linee di lavoro del territorio, del distretto, che agisce soprattutto sulle aree della cronicità. L'ospedale ormai è un luogo per acuti, il territorio è un luogo per il cronico e quindi il distretto ha l'obbligo morale anche, ecco, di occuparsi di una programmazione che possa veramente affrontare in maniera corretta l'invecchiamento della popolazione, soprattutto dal punto di vista poi della qualità di vita, diceva bene Sua Eccellenza prima, anche veramente della qualità di vita dei nostri anziani. Questa è numericamente la nostra popolazione. Ecco, vedete, noi, chiedo scusa, non so perché. Allora, siamo 215.000 e vedete come se facciamo la somma 23.900, 17.900 e 8.200 è più o meno la cifra di cui vi dicevo prima, ma vedete come i numeri sono anche importanti nell'età dai 75 anni in su, cioè superiore all'altra fascia dei 65-74, quindi questo evidenzia che siamo effettivamente una popolazione anziana. Ecco, in questo grafico è indicato anche non solo diciamo, sottolinea il numero di anziani, ma anche l'indice di vecchiaia nei nostri comuni, che è il rapporto percentuale fra la popolazione di 65 anni e la popolazione di 0-14, cioè significa che ogni 100 giovani in quella fascia di età, noi abbiamo per esempio nel comune di Vittorio Veneto, che è il comune più anziano della nostra azienda sanitaria, io qua poi mi sono focalizzata perché mi è venuto più semplice, l'ho condiviso con Don Roberto, sui comuni diciamo della ex nostra azienda 7, ma vedete anche come abbiamo in verde l'indice di vecchiaia della nostra, medio della nostra azienda e in giallo, scusate, del nostro distretto, del nostro territorio, di questo territorio che è costituito da 28 comuni, e in giallo invece l'indice di vecchiaia dell'azienda sanitaria Marca Trevigiana. Il comune di Vittorio, seguito da Tarso Conegliano, poi vedete è il comune che ha il maggior numero di anziani e quindi ogni 100 giovani ci sono più di 200, quasi 250 anziani, quindi questo ci dà l'idea di come bisogna anche riorganizzarci per supporto ovviamente anche delle famiglie in una società che poi è tanto cambiata in questi ultimi anni. Il comune più giovane è quello di Santa Lucia di Piave, che probabilmente Santa Lucia Marino Vazzola sono anche zone nelle quali c'è stato anche uno sviluppo dal punto di vista economico, industriale, investimenti, forse anche per certi versi anche nelle strutture residenziali, e quindi vedete che la differenza è abbastanza sostanziale, perché nel comune di Santa Lucia siamo quasi pari, nel comune di Vittorio Veneto vedete che è più del doppio. Allora, siamo andati un po' poi anche a vedere, oltre quanti sono, come vivono i nostri anziani e alcune caratteristiche che possono esserci poi utili anche nei nostri ragionamenti futuri. Allora, vedete che una buona parte delle persone con 65 anni e più di 65 anni, 1 su 5 vive da sola, il 60% vive con il coniuge, il 19% con i figli, e poi in percentuale molto minore, ma penso che questa sia una fotografia che tutti voi avete ben chiara, vive con i fratelli, nipote, parenti di altro grado, badanti e a qualche altra situazione, nipoti o quant'altro. E anche questa diapositiva che mi ha preparato Anna è molto interessante, perché ci sta ad indicare anche, perché è importante, e torniamo anche ad alcune considerazioni che ha fatto Don Roberto, alcune considerazioni che ha fatto il Vescovo, è importante anche come si vivono gli ultimi decenni della nostra vita, no? Nel senso che è importante viverli anche
con o senza disabilità se si è fortunati. Mio nonno materno, che è arrivato a 97-98 anni, credente, cristiano, ma anche molto concreto, diceva: nella vita per arrivare a questa età bisogna avere anche tanta fortuna, nel senso che bisogna evitare malattie gravi, incidenti, e quindi è vero, insomma c'è un insieme di fattori. E ricordo anche una volta un collega specialista che mi diceva: sì, nell'elenco dei fattori di rischio anche per il ammalare di tumore bisognerebbe metterci anche, insomma, la parolina fortuna. È anche vero, è una componente, però è anche vero che la fortuna un po' ce la costruiamo, quindi sicuramente stili di vita e percorsi da condividere con i nostri anziani per fare in modo, ecco, che sempre più tardi arrivino le disabilità sono importanti. Vedete come nel tempo, dal 2008 al 2014, questi sono dati Istat, è aumentata anche la possibilità di prevedere, insomma, anni o la realtà che ci siano degli anni 11,5 per gli uomini e 10,5 per le donne, per poter anche essere in buona salute anche da vecchi. Questo è quanti sono le malattie che devono essere gestite nell'anziano. È abbastanza intuitivo dalle colonnine che vedete. È chiaro che come un po' per le auto, cioè anche noi per le auto e per qualsiasi cosa che si consuma, ovviamente anche le componenti del nostro corpo, della nostra meccanica nel tempo si usurano. Ovviamente l'usura è accelerata se i nostri stili di vita sono di un certo tipo piuttosto che di un altro, però ad alcune ovviamente patologie non si scappa. E vedete che con l'età ovviamente aumentano le malattie, quindi da una malattia quando si è giovani e un po' più sfortunati si arriva poi a 5 più malattie, quindi anche tutta la complessità della somministrazione e dell'assunzione dei farmaci, perché quante volte si sente anche qualche anziano che dice: Madonna, mi tocca ciordiese, 12 pastiglie al giorno, quindi diventa anche questo è un fronte sul quale anche noi medici forse dovremmo lavorarci per fare in modo anche di rendere molto più snello anche questo aspetto. Qui si è un po' modificata, forse sì, ma non ha importanza, forse nella trasmettere, nel passarlo insomma in questo computer. Comunque questo grafico a piramide, diciamo, ci spiega anche un po' meglio come sono distribuite le risorse. Voi vedete anche qui abbastanza intuitivo, più la popolazione ha problemi di salute, di patologie, ovviamente in minor numero, perché il 21% è la popolazione che sta bene, poi fino ad arrivare a quelli invece che hanno delle situazioni di grandi complessità. Al contrario, ovviamente c'è il bisogno di risorse di tipo sanitario ma anche sociosanitario, ovviamente, e per arrivare fino a, vedete come la parte più alta occupa la maggior parte delle nostre risorse, cioè il 22%, se sommiamo gli ultimi 3 livelli, 18, 3 e 1, va ad occupare il 77% delle nostre risorse. Quindi anche questo è un fattore importante di cui tenerne conto per la programmazione sanitaria, ma anche sociale. Chiedo scusa. Ecco, per quanto riguarda poi le risorse economiche invece proprie delle persone anziane, vedete come nel nostro territorio, che è un territorio fortunato, nel senso che insomma credo che si viva bene sotto tantissimi punti di vista, però anche gli aspetti economici, diciamo, rappresentano cioè delle difficoltà, delle difficoltà reali anche nel nostro territorio, per cui questi sono tra l'altro dati che vengono da uno studio PASSI che anche la nostra azienda ha portato avanti negli anni scorsi. È uno studio che prevede delle interviste telefoniche, dal quale tra l'altro si sono rilevati effettivamente molti dati importanti per avere una fotografia del nostro territorio per quanto riguarda proprio la fascia degli anziani. Allora, il 56% dei nostri anziani ci dice che non ha difficoltà economiche, però vedete che c'è un 44% che ne ha e il 10% ne ha molte, e chi, dopo vedremo anche da altri dati, chi ha molte difficoltà economiche quasi sempre anche molte difficoltà poi nell'integrazione sociale con ricadute insomma di vario genere. L'autonomia, per quanto riguarda l'autonomia, sempre dello studio PASSI, vedete che 6 anziani su 10 nella nostra realtà, per fortuna ovviamente comprendiamo sempre dai 65 in su, quindi è chiaro che i più giovani
sono favoriti in questo senso, non hanno problemi a svolgere attività della vita quotidiana, il 28% presenta invece problemi di autonomia nelle IADL e il 15% nelle ADL. Allora queste due sigle, questi due acronimi stanno praticamente cioè consistono in una valutazione che il nostro personale fa attraverso un questionario alle persone anziane e con questo questionario viene valutata la capacità, diciamo, residua nelle attività quotidiane, per esempio lavarsi, vestirsi, ma anche nelle attività quotidiane che comportano l'utilizzo di strumenti, per esempio l'utilizzo del telefono, l'autonomia della guida dell'auto, la capacità di andare a fare la spesa perché sia in grado di gestire i soldi. Ecco, messi insieme questi dati ci aiutano anche ad inquadrare il bisogno della persona ed anche poi a decidere per un eventuale poi, come dire, indirizzo della sua, come dire, decidere, ecco, se l'anziano poi è in grado di restare al domicilio, se è in grado di restare al domicilio da solo, se ha bisogno di avere un supporto, se invece necessita di andare in una struttura residenziale perché non ci sono le caratteristiche per rimanere poi al proprio domicilio. Il rischio di isolamento. Allora vedete che i nostri anziani, malgrado la nostra sia una società bella, nella nostra area, però il 18% degli anziani è a rischio di isolamento sociale. Che cos'è che incide? Non tanto essere maschio o femmina, che vedete è più o meno sovrapponibile, sicuramente la classe di età, cioè più la persona è anziana, più è a rischio di isolamento sociale, ed è qui che noi dovremmo lavorare per fare in modo che ciò non accada. La scolarità, penso che anche questo sia abbastanza intuitivo, ovviamente chi ha avuto la possibilità di studiare, ma ha avuto anche il modo di conoscere di più il mondo, anche perché ovviamente il nostro destino è anche un po' legato alla famiglia nella quale nasciamo. È chiaro che chi ha anche conoscenze maggiori ha anche magari un giro di amici maggiori, ha una possibilità anche di partecipare a varie offerte che nel nostro territorio ci sono. Poi chi ha le difficoltà economiche, lo dicevo prima, perché ha una ricaduta ovviamente su tutta, anche sull'alimentazione, perché diciamo tanto alimentarci bene, però anche alimentarci bene ha un costo maggiore sicuramente, e poi la disabilità, che vedete come incide in maniera importante sul rischio di isolamento, perché è chiaro che ti limita molto, se non anche nelle attività, nel movimento e negli spostamenti. Da chi ricevono aiuto a domicilio? Io penso che anche su questo voi abbiate le idee chiare, ma così io approfitto, ecco, solo un po' per sottolineare ciò che accade. Vedete, 9 persone su 10 ricevono aiuto dai familiari, è vero, il nostro territorio è ancora in una società nella quale la famiglia per fortuna è ancora molto sentita, perché noi lo evidenziamo insomma anche nei nostri servizi, anche se è una famiglia che, pur avendo il desiderio, la volontà di tenere il proprio anziano magari a casa, ha delle difficoltà reali di organizzazione per il lavoro e per tutto anche il contesto, e quindi andrà sempre più riducendosi sicuramente, e quindi sempre più ci sarà la necessità di un'organizzazione anche extrafamiliare più efficace. Poi vedete, salendo dai familiari, vedete i conoscenti amici, che non è poco, perché tra l'altro il 22% che abbia una cioè, come dire, che sia supportato dalla rete amicale, secondo me è anche questo indicativo di un territorio nel quale insomma ci sono persone che si aiutano. C'è soddisfazione, questo vado veloce perché è intuitivo, insomma, che ci sia soddisfazione da parte delle persone ovviamente che hanno delle difficoltà e che ricevono aiuto da amici, parenti. Anche questo Anna e io l'abbiamo anche un po' così commentato con interesse, nel senso che allora queste colonne ci indicano quanto è più o meno facile per le persone del nostro territorio raggiungere i servizi. Allora siamo partiti con i servizi sanitari e con i servizi del comune, perché sono quelli poi che più spesso, e col medico di famiglia, scusate, che sono poi quelli più spesso contattati, ma vedete come in realtà
è abbastanza facile, cioè 7 persone su 10 raggiungono facilmente i nostri servizi. Saprà che abbiamo anche un territorio abbastanza fornito, anche come mezzi, un territorio relativamente piccolo, però questo ci ha dato anche soddisfazione. La cosa sulla quale abbiamo fatto un commento un po' sorridendo riguarda le ultime 2 colonne, nel senso che anch'io ho sempre avuto il convincimento che i supermercati costituissero un momento di difficoltà per l'anziano rispetto al negozio del casuin, voglio dire, come diciamo noi. Invece vedete che tutto sommato, probabilmente perché anche qui i familiari piuttosto che la rete di amici supporta molto anche l'anziano nell'andare a fare la spesa, nell'accompagnarlo, oppure c'è comunque un supporto anche ancora nel fornire al domicilio la spesa, gli alimenti. E l'assistenza che noi facciamo nel nostro territorio è un'assistenza per l'anziano, è un'assistenza a parte ambulatoriale ovviamente, ma nell'ambulatorio l'anziano ci accede spontaneamente, insomma da solo, in autonomia. Invece per quanto riguarda l'aspetto domiciliare ci sono 2 modalità nelle quali noi gestiamo gli anziani: o l'assistenza domiciliare vera e propria, cioè a casa propria, o l'assistenza che chiamiamo comunque domiciliare, che è quella delle residenzialità, perché noi riteniamo che comunque le strutture residenziali o semiresidenziali o diurne diano ai nostri cittadini una buona risposta, per non dire a volte anche ottima, perché noi lavoriamo molto con le nostre strutture dette case di riposo, oggi centri servizi, perché forse il termine vuole anche dare un messaggio che al nostro cittadino vengono dati davvero dei servizi, cioè non va solo ad albergare il cittadino, l'ospite nelle nostre case di riposo, ma viene veramente preso in carico, ci si lavora molto, si condividono molto i percorsi e riteniamo che ci sia anche nelle case di riposo, come nelle famiglie, poi ovviamente con i pregi e difetti, ma questo accade anche nelle nostre famiglie, però ci sia davvero, non ci sia solo operatività, lavoro, ma c'è anche dedizione, quindi consideriamo una domiciliarità anche l'essere in struttura. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, e questa è una fetta, diciamo, delle unità operative del mio distretto, voi vedete che molta dell'attività domiciliare è ovviamente dedicata alle persone che hanno un'età sopra i 75 anni, penso sia abbastanza intuitivo. Questa è una fotografia del 2017, sono circa 8.000 i pazienti che gli operatori nostri, infermieri, medici e poi vedremo quali altre figure professionali assistono al domicilio con varie tipologie oltre ovviamente alla presa in carico globale del paziente, ma con varie tipologie di prestazione che poi vedremo. Ovviamente i numeri sono piccoli, per fortuna, nei soggetti più giovani o meno vecchi, legati ovviamente a patologie che in genere sono patologie molto complesse. Sopra i 64 anni sono sostanzialmente patologie che riguardano la terminalità oncologica soprattutto, oppure anche patologie molto gravi dal punto di vista neurologico che noi assistiamo a domicilio, pazienti con la sclerosi multipla, pazienti con la sclerosi con la SLA, ecco. Sono piccoli numeri ma molto di pazienti molto complessi, di persone molto... Per quanto riguarda la tipologia di operatori che lavorano ecco, per l'assistenza domiciliare dei nostri anziani, voi così macroscopicamente, solo per avere un'idea, perché poi ha interesse fin là, però perché abbiate idea di che cosa accade. Allora, la valutazione monoprofessionale è una valutazione fatta soprattutto dai nostri infermieri, che hanno un carico di lavoro assistenziale molto importante, che nel tempo sono diventati sempre più autonomi, che hanno una capacità di gestire il paziente al domicilio da soli che è veramente encomiabile, a mio avviso. Noi abbiamo degli infermieri bravi,
perché oltre a mettere conoscenze e testa ci mettono anche cuore nella loro operatività quotidiana. La valutazione multidisciplinare riguarda gli infermieri, i medici e altre figure professionali che voi vedete elencate sotto: logopedisti, fisioterapisti, e poi tra gli specialisti il geriatra, lo psicologo, il palliativista. Ovviamente non per importanza messo dopo il medico di medicina generale, che costituisce comunque sempre il punto di riferimento fondamentale per la salute di tutti noi, è il responsabile effettivamente della salute del suo assistito, della persona con lui iscritta, come si suol dire. E per quanto riguarda le prestazioni, voi vedete qui c'è un altro elenco di prestazioni che io vi leggo velocemente, ma è solo per avere proprio un'idea. Allora, nella gestione dei respiratori noi abbiamo persone al domicilio con la ventilazione assistita, con la tracheotomia, e lavoriamo molto con le famiglie che dimostrano sempre una grande disponibilità nell'essere, tra virgolette, educate dagli operatori ad un percorso poi per l'autonomia propria, e questo è indispensabile, perché altrimenti noi non riusciremmo a gestire al domicilio un numero di pazienti così elevato se non ci fosse il grosso contributo delle famiglie e di tanti di voi, del volontariato, delle persone comunque che danno il proprio contributo per l'assistenza al domicilio, perché i numeri sono tanti, le situazioni sono complesse e i nostri infermieri numericamente non ce la farebbero. Quindi il fatto di fare dei percorsi di proprio formazione, con tanto anche la Regione ce lo chiede, anche soprattutto in alcune situazioni complesse, contatto di diciamolo anche di attestato di formazione, è per noi di grande supporto, oltre che ovviamente anche per l'assistito, che credo gradisca tantissimo comunque essere gestito dal proprio familiare. L'alimentazione, che comprende ovviamente il sondino, la PEG, anche qui situazioni abbastanza complesse, la funzionalità, il cateteri, la gestione dei cateteri, delle sacche di chi ha le stomie, il discorso delle piaghe di integrità cutanea, intendiamo dire la prevenzione delle piaghe da decubito o la loro gestione, le procedure diagnostiche. I numeri qui sono grandi perché noi abbiamo tanti prelievi domiciliari. Diciamo che siamo quelli che in regione hanno il top, anche se ovviamente non è come dire performante per noi, ma non ha importanza. Questo territorio ha una tradizione molto lunga sia sull'assistenza domiciliare ma anche sul discorso dei prelievi. Forse dovremmo rivedere un po' i criteri. Comunque è un'assistenza che noi diamo insomma pesantemente. Poi procedure terapeutiche di altro genere, somministrazioni endovenose e quant'altro, e poi giù vedete fino ad arrivare alla disabilità, cioè la gestione di pazienti con disabilità che abbia o che utilizzino presidi. Ecco, qua non abbiamo messo una tabella sulla fornitura delle protesi e degli ausili, ma vi garantisco che anche qui sono numeri molto importanti, perché per fare in modo che il paziente possa stare, persona al domicilio, ovviamente ha bisogno anche di strumenti, lui e la famiglia, per poter stare poi in maniera confortevole, quindi dal letto, dal materasso antidecubito, carrozzina, sollevatore e quant'altro, girello per chi ha ancora un po' di autonomia. Questi sono, ecco, il supporto alla famiglia. Queste sono le prestazioni di cui vi dicevo, per le quali noi diamo anche un supporto alla famiglia, ma il supporto alla famiglia viene dato anche per lo stress del familiare che si dedica, del cosiddetto caregiver in termini anglosassoni, come si usa tanto adesso, ma insomma colui che in prima linea è occupato nella gestione del proprio caro a casa. E questo 761 di prestazioni significa che il nostro personale, anche i nostri psicologi, si dedicano anche con i familiari agli aspetti, diciamo, di sostegno e di aiuto, perché a volte veramente il carico è così importante che è indispensabile anche, come dire, condividerlo con gli altri. Ovviamente molto impegno è richiesto nell'area della terminalità, perché anche la gestione del lutto diventa per i nostri operatori un grande impegno anche dal punto di vista psicologico, sia nel condividere con la famiglia ovviamente il dolore, sia anche per i nostri operatori, che ovviamente abbisognano anche loro di fare dei percorsi per metabolizzare, come dicono gli psicologi, insomma, questa fatica della cura e anche dell'esito della cura.
Le case di riposo, vedete questi sono i numeri, ve li elenco, insomma noi abbiamo 1423 posti letto per non autosufficienti, vedete anche come è stato l'aumento negli ultimi 2-3 anni, ma ovviamente il grosso del salto l'avevamo fatto in precedenza, abbiamo 10 posti per pazienti con l'Alzheimer, si chiamano nuclei SAPA, 10 posti per gli stati vegetativi, soprattutto postumi di incidenti stradali o di insulti vascolari cerebrali, 67 posti per religiosi non autosufficienti, quindi complessivamente 1500 posti letto, quindi vi dicevo distribuiti su 14 strutture, quindi un impegno importante anche da parte dei nostri di coloro che gestiscono queste strutture che sono molto complesse e richiedono degli standard anche importanti di personale. Poi abbiamo 271 posti per non autosufficienti, complessivamente la residenzialità è di circa 1800 posti, quindi non è irrilevante, se poi sommiamo ai posti letto diciamo che abbiamo al domicilio, di gran lunga ovviamente vi dà l'idea come superiamo i letti dell'ospedale, ma non ovviamente per dire chi è più bravo, ma per dire che il bisogno ovviamente sta nel territorio, dove nel territorio va gestita la cronicità, che è a lungo tempo, a lungo percorso, a lungo termine, rispetto all'ospedale che deve essere sempre più limitato, non tanto e non solo, anzi, anche per una questione di risorse, ma anche per una questione che meno il nostro caro, l'assistito anziano sta in ospedale e meglio sta, perché insomma è intuitivo che poi subentrano altri fattori di rischio anche nello stare in ospedale, soprattutto anche il disorientamento rispetto a stare invece a casa propria. Nei centri diurni poi abbiamo 115 posti dove l'anziano può andare, trasportato da un pulmino, insomma viene preso al domicilio, trascorre la giornata e quindi può essere anche può alleviare il carico della famiglia e la famiglia riesce anche ad organizzarsi. Questa è la distribuzione, però penso siccome ho perso il senso del tempo, non so quanto ho, Don Roberto, comunque questa è mi fai così, come sono distribuiti nel territorio. Vedete che abbiamo una distribuzione abbastanza omogenea, c'era stato un momento nel quale prevalevano nell'area nord del nostro territorio, che prima era diviso in 2 distretti, poi la regione ha deciso per una riorganizzazione di risorse, ma va anche bene perché poi il nostro territorio è abbastanza omogeneo, per cui va benissimo che il distretto sia unico, e vedete come sono ben distribuiti. Manca una goccia gialla, la chiamo io, che va nel comune di Codogné, dove c'è in itinere la realizzazione di una struttura che ospiterà 90 anziani e che è stata già autorizzata dalla regione. Quanti anziani hanno usufruito poi nel 2017 delle strutture? Ovviamente alcuni erano già, siccome è anche molto, cioè anche il turnover nella casa di riposo è abbastanza elevato, non serve che dica qual è il motivo, è intuitivo, ma vedete, ecco, questi sono un po' i numeri e le fasce di età degli ospiti che ci sono all'interno delle nostre strutture. Vedete come prevale il numero delle donne, beh, insomma lo sappiamo tutti che viviamo più a lungo, e soprattutto vedete, ecco, anche le fasce di età. Questa è la distribuzione, e poi penso di aver finito, questa è la distribuzione della tipologia di anziani istituzionalizzati. Come potete vedere, partendo dal 33% e andando per me verso destra, come sono praticamente la maggior parte degli anziani istituzionalizzati è data da persone che sono molto complesse dal punto di vista gestionale, perché sono persone che hanno o problemi fisici molto importanti fino ad essere allettati, o problemi di comportamento, cioè gravemente dipendenti perché in stato di confusione importante, e questo costituisce anche come dire, un impegno da parte delle strutture anche dal punto di vista del personale, perché sono comunque ospiti impegnativi, ma rende anche l'idea del fatto che gli anziani che hanno
delle disabilità minori o comunque che hanno delle autonomie nel nostro territorio sicuramente vengono ancora molto gestiti a casa. Questo a conferma del fatto che c'è veramente ancora molta cultura dell'accoglienza e della permanenza delle nostre persone nel proprio nucleo familiare, che è l'ideale ed è quello per quale noi vorremmo batterci sempre di più, anche nelle idee che abbiamo condiviso anche con Don Roberto, con Anna, è proprio valutare insieme ovviamente alle strutture che con l'azienda sanitaria, con la Caritas possono collaborare per questo obiettivo, che sono i comuni ovviamente, che hanno il polso della situazione sia per il censimento, voglio dire, anagrafico, ma anche perché conoscono sicuramente le singole realtà, e avere proprio un'evidenza di qual è il bisogno del nostro cittadino anziano ci può anche aiutare a preparare, ecco, un progetto che possa veramente andare incontro con tutte le forze, tra l'altro con un coinvolgimento anche del volontariato. Io mi sono anche fatta questa idea nel tempo, anche per evidenze di lavoro. Magari abbiamo tanto volontariato dedicato ad alcune linee, per esempio io vedo molto nella terminalità, per l'oncologico, per l'hospice, ma magari potremmo anche, come dire, formare anche volontari per una gestione diversa anche dell'anziano al domicilio. È un mio pensiero ovviamente che va condiviso con chi ovviamente è in prima linea su questo tema. Ecco, Anna aveva messo una diapositiva diversa, che poi io le ho detto: Anna, noi la capiamo al volo, perché diceva anche la vecchiaia è una malattia, adesso mi permetto di dirla perché vista là poi era di un certo, è una malattia sessualmente trasmessa. Dico: Anna, siamo in seminario, c'è il vescovo, cioè magari io non riesco a spiegarla bene, no? E poi diceva invece che continua nel tempo, Anna mi aiuti, che continua nel tempo e ha il 100% della mortalità, ma invece era una diapositiva divertente, che adesso io riporto perché mi sento in colpa del fatto di averla cambiata, perché effettivamente noi nasciamo, quindi insomma è una malattia che nasce col bambino e quindi è vero che è sessualmente trasmessa, procede con l'età e poi ovviamente diventa fatale. È un ciclo della vita che va ovviamente per noi, insomma credo che noi qua siamo cristiani, cattolici, quindi ci capiamo anche che possiamo anche permettercelo di dire in questi termini, perché poi sappiamo che comunque continua anche dopo. Ecco. Dal punto di vista invece mio un po' tecnico, è davvero importante trovare il momento di affrontare l'allungarsi della vita in modo vincente, ed è un po' quello che ci stiamo in autonomia dicendo, anche coinvolgendo i nostri anziani, anche se sono al domicilio, portando noi anche proposte e ricevendo proposte degli anziani anche con gioia, anche i ministri che vanno al domicilio, io lo so perché anche mia suocera, che pure non è allettata ma riceve la visita, ed è un momento suo, un momento della settimana che lei aspetta, che pur avendo noi, pur essendo vivace, però tutto insieme, cioè la persona anziana che a casa sa che ci sono comunque dei momenti nei quali qualcuno va a trovarlo, il ragazzo del Grest, piuttosto appunto che il ministro della comunione, piuttosto che la vicina di casa, piuttosto che la nuora, piuttosto che il nipote, sono dei momenti della settimana anche che, come dire, scanditi, per cui l'anziano si prepara anche meglio, secondo me, perché dice: se viene, insomma, non mi fai trovare qua traversa, vuoi dire, magari preparo anche il tè piuttosto che il biscotto, quindi è tutto una condivisione anche di proposte e di gioia e anche un arricchire le relazioni sociali. È importante progettare sempre, cioè anche noi nella sanità abbiamo bisogno, perché la routine altrimenti ci uccide, invece i progetti ci tengono vivaci, magari ci pesano perché dici: mamma mia, cioè, ne ho sopra i capelli anche oggi su quel progetto, non sono riuscita ad aggiungere una virgola, però se domani riesco ad aggiungerne 2 di virgole comunque ci tiene animati, e anche tener conto del fatto che è importante essere propositivi per il futuro, perché ogni giorno per noi è regalato. Quindi quando, e dico questo, quando mia suocera, che è una donna eccezionale e ha 89 anni ed è vivace, però mi dice: sono stufa, sono stanca, l'artrosi e questo e quell'altro e st'altro, io la blocco ogni volta. Allora dopo lei per un periodo non lo dice più, perché le dico: nonna, lei ha 30 anni di vantaggio su mia mamma e 20 anni di vantaggio su mio papà, che per sfortuna sono morti giovani, no? E allora dico: tenuto conto che a 89 anni, se uno arriva vivace,
tra virgolette, non può permettersi di lamentarsi, nel senso che gli acciacchi, voglio dire, dell'età devono essere messi in conto anche per donarli a chi non ha avuto la fortuna di arrivarci perché è morto giovane, no? Che penso che sia anche per noi cristiani, come dire, con delle pene, ecco, darle per chi non le può soffrire queste pene perché non c'è più. Ecco, penso che sia così una modalità anche di affrontare il quotidiano in maniera diversa. E soprattutto di ricordare ai nostri anziani che sono delle risorse, e questo vi chiedo scusa ma porto sempre l'esempio di mia suocera, non sono più buona di far niente, non fai niente, poi alla sera io le dico nonna faccia l'elenco di quello che è riuscita a fare, anche per me, scurtare le braghe, adesso scusate se intercallo col dialetto, ma insomma, preparare da mangiare per mie fiol che torna da scuola, il piccolo, cioè sono delle risorse delle quali davvero noi dobbiamo tra virgolette approfittarne, ma non approfittarne perché ci sia a buon pro solo per noi, ma lo è perché sarebbe una bugia non dirlo, ma proprio per chi ha bisogno di sentirsi utile. Ecco, vi ringrazio dell'ascolto, mi scuso anche se sono stata prolissa, ma sono fatta così, insomma. Bene, grazie. Grazie a Paola Paludetti. La cosa piacevole, almeno così, la mia percezione è che la relazione fondata, chiamiamolo così, scientifica e così, ha avuto sempre qualche zuccherino di esperienza personale, non solo alla fine. Il che si dice che le lezioni più importanti ci vengono da una competenza acquisita, ma anche da un'attenzione alla vita quotidiana. L'unione tra questo e quello, e noi abbiamo assaporato questo. Grazie Paolo, grazie tante. Adesso lasciamo spazio per 15 minuti alle immagini, alle parole che ci vengono attraverso alcune interviste flash che Federico Campodall'Orto della tenda di Vittorio Veneto ha preparato per noi. Servono per portare qui tra di noi in assemblea una fettina sottilissima di mondo che sta fuori, di cui noi parliamo. Ecco, nostri ospiti graditi sono le persone anziane e chi accudisce a loro, soprattutto abbiamo fatto le cose in tempi molto brevi, soprattutto in due realtà presenti sul nostro territorio. Partiamo per un viaggio alla scoperta del mondo degli anziani e cominciamo da Casa Fenzi a Conegliano, dove incontriamo la signora Wanda. Io mi chiamo Wanda Brunello, ho 87 anni compiuti. Signora, come si trova in questa struttura? A me è mancata molto la mia casa, però qua mi trovo bene, in tutti i sensi, perché sono tutte gentili, tutte disponibili, a parte qualcuna che... sempre qualcuno che non va, ma comunque in linea di massima mi trovo bene. Come passa il suo tempo? Come trascorre il suo tempo? Purtroppo quello di passare il tempo è un problema. Io mi alzo la mattina, faccio colazione, vado poi in giro, quando è bel tempo faccio un giretto fuori dell'ambiente e poi cerco, se trovo qualche amica parlo assieme finché passano le ore pian pianino, leggo e poi faccio un po' di attività nel centro di riabilitazione per i movimenti di braccia e gambe e così arriva la sera, giorno dopo giorno passano i giorni, i mesi. Quando è venuta qui, quali difficoltà ha incontrato? È un po' stato un cambio, una nuova vita, possiamo dire? Molto, molto diverse, sì. Io ho dovuto venire perché le gambe non mi tenevano più bene, quindi non ero sicura di stare a casa da sola, su una casa da sola. Mi sono trovata bene subito, per la verità, però un po' di difficoltà sì l'ho avuta perché non ero in grado di fare quello che facevo prima, no, un po' di difficoltà l'ho avuta. In 87 anni che ne ho passato, ho lavorato tanto nella mia vita perché ho lavorato 42 anni in
in una profumeria e insomma la mia vita era già abbastanza avanti, a 87 anni sono molti, non pensavo di arrivare a quest'età, assolutamente. Di quali attenzioni secondo lei hanno più bisogno gli anziani? Di che cosa hanno bisogno gli anziani? Di essere un po' seguiti, di essere seguiti, cercare di accontentarci, così essere un po' seguiti, ecco, non... l'unica cosa, qua non manca altro, insomma, che l'amicizia così. Poi magari un po' di compagnia? Sì, un po' di compagnia, qualche discorso da fare assieme, insomma, sì, sì. Qual è la difficoltà di dirigere una struttura di accoglienza per anziani? La complicazione maggiore di dirigere una struttura è senz'altro lo sviluppo dei beni relazionali. Spesso le persone entrano in contrapposizione tra loro perché non riescono a trovare i giusti legami relazionali che permettono confronto, crescita e sviluppo. E quindi non è un fatto economico, non è un fatto così di carattere organizzativo, è proprio il fatto che spesso le persone ormai non riescono più a mettersi bene in relazione tra loro per promuovere un cambiamento, e questo, se vogliamo, forse è il problema maggiore che io trovo nel dirigere una struttura. E quindi si cerca quotidianamente il confronto, la relazione su problematiche umane, e quindi dare possibilità alle persone, operatori, anziani, comunità locale di integrarsi tra loro, con i loro pensieri, per offrire la miglior risposta con le risorse che si hanno a disposizione. E se vogliamo, la vera difficoltà oggi nel dirigere una struttura è proprio trovare il conforto tra tutti i diversi portatori di interesse. Però ci stiamo riuscendo, non è che non ci stiamo riuscendo. Però direi che la comunità, se imparasse di più a dialogare, a interrogarsi sulle problematiche sociali o sulle virtù sociali, sarebbe cosa buona. Che cosa vuol dire entrare in rapporto costante con tutti questi anziani? Ma significa un impegno importante, significa mettersi tutti i giorni non attorno a un tavolo, ma anche nei luoghi destrutturati, dico, nel momento in cui si passa in un corridoio, si soggiorna in una stanza, essere presenti e portare sempre un messaggio propositivo. Di che cosa hanno bisogno gli anziani? Beh, la cosa di cui hanno più bisogno in assoluto le persone anziane è amore e servizio. Nel momento in cui noi trascuriamo questo, anche la miglior prestazione sanitaria o assistenziale rischia di cadere nel nulla. Renato Sartor, uomo pubblico molto conosciuto, ora è uno degli ospiti di Casa Fenzi. Come deve essere una struttura di accoglienza? Umana, il rapporto al paziente, e noi deve essere umano, non tecnico, non molto vicino, è molto bello sentirsi familiare, vicino, umano. Prima di venire a lavorare qui in Casa Fenzi, io ho avuto sempre un'immagine un po' negativa di queste strutture. Dentro di me ho sempre detto: non andrò mai a lavorare in una casa di riposo. Poi le strade di Dio sono completamente diverse e quindi mi sono ritrovata qua. Lavorare ogni giorno con loro significa arricchirmi di relazioni positive, arricchirmi di pezzi di storia personale degli ospiti che incontro in questa casa, e sono relazioni che in un certo senso mi rendono ogni giorno migliore. Significa incontrare altri colleghi, operatori che condividono le mie difficoltà, ma anche tanto le mie gioie, perché è vero, è un lavoro faticoso, però è un lavoro anche che riempie tanto di gioia. Ecco, oltre ai bisogni primari, di che cosa necessitano, di che cosa hanno bisogno le persone anziane? La relazione.
Ogni volta che incontro un ospite cerco di immaginare com'è stata la sua storia, com'è stata la sua vita. Penso a quella casa che hanno lasciato, quella casa che non è fatta solo di muri, ma la casa intesa come vissuto dell'infanzia, della loro vita, della loro storia, i loro affetti. Sono tutte relazioni che in questo periodo che loro passano qua escono fuori. La relazione, il lasciarsi raccontare, lo stargli vicino nei momenti di maggiore fatica emotiva, non solo fatica motoria o quant'altro fisica. Camminare accanto a loro, sostenerli, perché no, dargli anche una pacca sulla schiena per dire: guarda, io qua ci sono e ci sono per te perché ti voglio bene. Ecco, quando la relazione giunge al termine, voi come vi rapportate? Allora, da quando sono arrivata qua mi è stato chiesto di farmi carico dell'accompagnamento al fine vita, un qualcosa che non è facile da portare avanti, non è facile perché entri nella sfera veramente più intima sia dell'ospite e sia dei familiari. È bello perché anche in momenti di sofferenza, di grande sofferenza, impari a cogliere quello che è veramente il senso della vita. A volte bastano i silenzi e impari a valorizzare i momenti di silenzio che a volte noi nella frenesia della quotidianità viviamo solo come un qualcosa di negativo, invece no, impari a fare i conti un po' anche con quella che è la tua impossibilità davanti a una malattia. Impari a dire che non puoi guarire dalla malattia, ma puoi guarire dalla solitudine, e questo può avvenire solo stando accanto alla persona, tenendogli la mano, cercando di percepire ogni suo singolo respiro, cercando di capire con la singola parola il suo messaggio. Ci spostiamo ora a Tarzo ed entriamo a Villa Bianca, struttura gestita dalle suore francescane di Cristo Re, dove ad aspettarci c'è la signora Gina. Mel Gina, sono del 30 e compie gli anni il 25 di febbraio. Come si trova in questa struttura? Ben e fortuna che l'ho trovata. Qua non posso proprio lamentarmi su niente. Ero in ospedale e intanto mia figlia le ha fatto domanda di venire qua e qua mi trovo ben come che fosse a casa mia, perché quando ho bisogno chiami, le viene, non è che devo chiamare le volte che ti viene, ma anche perché le siamo tutte così e mi trovo bene, insomma, sul mangiare, chi mi aiuta su tutto. Anche stanotte io ho avuto tanto male di schiena, proprio tanto l'infermiera. E l'infermiera è venuta a tirarmi su, mettermi dei cuscini sotto la schiena. Come passa lei il tempo qui? Qui quando leggere o quando che andiamo fuori e quando che viene, non so mai cosa che si chiama, che ne porta via, che è lui che ne dà un po' di animo, un po' di compagnia, se no fra un po' con la chitarra, un po' che canta, adesso l'organizza i cantori che vengono a cantare dopo davanti il Papa. No, bene, insomma, ecco. Secondo lei di che cosa hanno bisogno le persone anziane per star bene? Se ha bisogno di tutto, della compagnia, chi viene a aiutarti se tu hai bisogno, come Mr. Not che ho bisogno, di tutto abbiamo bisogno, ecco. Comunque la compagnia è importante. E ha trovato degli amici anche qua, delle amiche? Amici, tutte amiche, siamo tutte amiche e se si va d'accordo, se si vuol bene, quella è l'importanza, deve volersi bene
e essere allegri. Delle volte si ha di quei momenti che si pensa, per modo di dire, a casa, ma non si pensa a casa perché qua non si sta bene. Ma ogni tanto tu pensi la cama, se no mi sono tranquilla. Che cosa vuol dire dirigere una struttura come questa, una struttura che si occupa degli anziani? Vuol dire avere sempre in mente il bisogno dei nostri anziani, delle nostre anziane, perché questa è una casa di riposo solo femminile. Quindi innanzitutto il benessere delle anziane. E sappiamo che il benessere delle anziane passa anche dal benessere delle nostre operatrici e dei nostri operatori. Quindi vuol dire anche avere un occhio per il benessere dei nostri operatori, che solo se si sentono accolti e seguiti riescono poi a incanalare la giusta energia per curare le nostre ospiti. Ecco, questo è anche un istituto religioso, qual è il valore aggiunto che questo può fare la differenza? Secondo me il valore aggiunto, non che le altre strutture non guardino a questo, ma anche proprio in qualche maniera avere cura anche della dimensione spirituale, che è una parte importante dell'uomo in qualche maniera, e quindi far sì che anche i bisogni spirituali in qualche maniera vengano accolti e seguiti. Sappiamo che l'uomo è fatto da tante parti, una parte è anche quella spirituale. Sono 21 anni che lavoro in casa di riposo con gli anziani. Per me lavorare con gli anziani è soprattutto poter dare amore, poter dare vita e poter portare anche veramente quello che mi ha insegnato il Vangelo, quello che apprendo dal Vangelo a delle persone che sono così, tra virgolette, considerate un po' le ultime, no, nella società, sono un po' lasciate come se non avessero più niente da dare, e invece io sento che hanno molto da dare. Che cosa riceve dagli anziani lavorando con loro giorno dopo giorno? Ma io ricevo molto e ricevo intanto la voglia di vivere, perché vedere queste persone anziane che hanno intanto una saggezza, una profondità di pensiero, hanno vissuto tante esperienze, vanno subito al sodo, non hanno tutti quei fronzoli, e invece qui si respira proprio l'autenticità della persona. E mi danno quindi molta forza per vivere, per vivere anche le difficoltà che ho nella mia vita ordinaria, e loro mi danno anche la forza, perché mi trasmettono questa voglia di non arrendersi mai, di andare avanti. Lei è uno degli animatori, quali attività proponete? Facciamo tutta una serie di attività che sono di stimolazione sociale e cognitiva insieme, quindi facciamo moltissime attività, da quelle ludiche come la tombola, come il gioco delle carte, come le feste, ma poi le uscite, poi i laboratori, la lettura del giornale. Io sono un musicoterapista, quindi facciamo la musicoterapia, usiamo la musica, che è sicuramente un elemento che gli anziani sentono molto, soprattutto il canto corale. Un ricordo che le torna alla mente ripensando agli anni di lavoro trascorsi con gli anziani? Forse un ricordo che ho non è neanche legato solo all'anziano, ma ai parenti, cioè è vedere l'apprezzamento e il bene che facciamo anche ai parenti. Cioè i figli che vedono la mamma e il padre che è contenta, che recupera, che è felice, che vive serenamente questi ultimi periodi della vita del proprio genitore, vedi che stanno bene anche loro, quindi fai del bene all'ospite, ma fai del bene anche a tutta la famiglia, e questo mi fa sempre bene vedere come i figli stiano bene grazie al nostro lavoro. Io chi mi vede, ciao, saluto tutti, bacioni. Bisogna dire che nella nostra esperienza del convenire organizzato dall'Ufficio Pastorale della Salute, il momento preparato
ogni anno da Federico Campodall'Orto è sempre particolarmente significativo e comunica tanto quanto una relazione. Di questo siamo grati a Federico, anche perché il tempo che gli abbiamo dato a disposizione è stato veramente poco. Praticamente ha lavorato una giornata per realizzare questo, all'ultimo momento, per cui attraverso il suo lavoro esprime, credo, anche la sua sensibilità e la sua capacità di cogliere, perché non basta essere giornalisti, occorre cogliere, intuire che cosa chiedere e che cosa evidenziare. Grazie a Federico, che non è qui perché è impegnato su altro fronte, ma avremo modo dopo di ringraziarlo. E adesso, dopo l'intervento di Federico Campodall'Orto, l'intervento del dottor Francesco Facci, L'assistenza agli anziani con il profumo della carità. È un titolo rubato dal giornale diocesano di Padova, che è stata la modalità con cui ho conosciuto Francesco, grazie anche, lo ringrazio pubblicamente, alla mediazione di Tommaso Bisagno, che conosce molto bene Francesco. Grazie, ascoltiamo Francesco Facci con il suo capitale di esperienza e di sensibilità. Facci. Grazie a tutti, è un grande piacere essere qui e un ringraziamento va appunto al Vescovo, all'Ufficio della Pastorale e a voi tutti che siete qui presenti. Devo complimentarmi con voi perché siete tanti e questo è immagine di una Chiesa viva, questa è una grande forza. C'è anche l'altro lato della medaglia, è una grande responsabilità. E io ho due attese oggi. La prima è quella di riuscire a spiegarmi, perché entrerò in aspetti anche un po' tecnici, un po' difficili, e non è detto che riesca a raggiungere il risultato, per cui questa è un'attesa che per me è importante. E l'altra attesa riguarda voi, la responsabilità di cui vi ho detto prima. Vi chiederò delle cose, un aiuto. Vorrei partire però da una restituzione, da alcune suggestioni che arrivano dagli interventi che mi hanno preceduto e che mi hanno colpito, mi hanno fatto riflettere. Prima tra tutte, quella del Vescovo, se ho capito bene. Chiedere il fine vita, chiedere di essere accompagnato nel fine vita. Siamo a due opposti. Chiedere il fine vita significa che io mi faccio creatore, divento Dio. Chiedere di essere accompagnato nel fine vita è l'affermazione che io sono creatura. Questo, guardate, è un crinale estremamente sottile. Perché mi ha colpito tanto questa riflessione? Non so se lo sapete, ma dai primi di febbraio c'è la legge sul fine vita. Avete visto alla TV anche la prima persona, mi pare una sarda, che ha chiesto di staccare il polmone artificiale che la teneva in vita, una malata di SLA. Ecco, credo che queste cose ne vedremo tante. Ecco, noi siamo qui perché siamo anche credenti. La vigilanza che ci viene chiesta su questa particolare attenzione che dobbiamo avere, su questo aspetto, su questa sollecitazione che ci dà il Vescovo, è una vigilanza
che non possiamo eludere. Lo dico a me, sapete, lo dico a me, ma lo dico anche a voi. I cristiani hanno una responsabilità che non è mica di poco conto, però per tradurre questa responsabilità c'è bisogno di un cammino ed è un po' quello nel quale io vorrei condurvi con il mio intervento. Comunque ringrazio il Vescovo della sollecitazione. L'altra sollecitazione che voglio riportare del Vescovo è, ha ripetuto più volte la parola scarto. Allora, io lavoro e sono direttore di una fondazione ecclesiastica diocesana, la Fondazione Santa Tecla di Este. Pensate, è nata nel 1842 dal parroco di quella parrocchia. Pensate che responsabilità. Abbiamo tante persone che prima di noi, che non abbiamo conosciuto, che hanno tradotto la carità in questo territorio. Beh, è la seconda realtà produttiva di Este, perché la prima è la Sesa, che è un'azienda che raccoglie rifiuti. Per cui mi è risuonata questa parola scarto. La prima realtà produttiva è un'azienda che raccoglie rifiuti. La seconda realtà, noi abbiamo 170 dipendenti, è una casa di riposo. Fatalità, l'obiettivo sia della Sesa che nostro è quella di tradurre lo scarto in risorsa. Allora, ecco, sono attenzioni, insomma, mi è piaciuto molto quello che ci ha dato il Vescovo, anche proprio come sollecitazione, e mi condurranno nell'intervento che farò queste sollecitazioni, torneranno ripetute, perché guardate, chiedo a me, ma per chiedere a voi, è necessario che i credenti alzino l'asticella della vigilanza in questo momento storico, assolutamente. Altre sollecitazioni. La dottoressa Paludetti ha dato i numeri, però sono numeri che impressionano. Vittorio Veneto, 100 giovani e 270, 50, 40. Una leva che si è completamente spostata e questo cambia le cose, non è che le fa uguali a prima. L'altro numero che mi ha impressionato e sul quale anche ritorno sono 1500 posti letto, più o meno, e 8000 le persone che vengono seguite nel territorio come assistenza domiciliare. 1500 sta a 8000 come sarà un sesto. Sono tutte fuori le persone. La stragrande maggioranza dell'impegno nostro non è dentro alle strutture, è fuori alle strutture. Quella di Don Roberto la tengo per ultima. Allora, Salemi ha detto: per me la cosa più importante nella direzione di una casa è la relazione. Io quasi principalmente il mio intervento si baserà sulla relazione. È effettivamente il cuore del sistema, il cuore delle nostre realtà. Poi è stato intervistato con fatica il signor Sartor. Diceva, e si leggeva sullo sfondo, che la cosa importante per chi ha bisogno è il rapporto umano, non tecnico. Ha ripetuto più volte umano con fatica, no? Ecco, l'intento che io ho oggi è proprio questo. Quello che, siccome
per il mio ruolo vi dirò anche molte cose legate alle norme, alle normative anche regionali. Lo sforzo grande che ha l'associazione che dirigo è questo, è quello di ricordare i valori umani dentro le leggi, e questo sarà anche l'aiuto che vi chiedo. Concludo sugli aspetti dei miei precedenti relatori che sono stati, per me era già sufficiente quello che è stato detto fino adesso. Comunque, Don Roberto ha detto che dopo l'1 c'è il 2, mi è piaciuto quel simpatico numero che ti dà il senso che c'è il continuo. Beh, io vi propongo un 1,5. Vabbè. Andiamo avanti. Si vede? Allora, parto da delle sollecitazioni legate ai valori, legate un po' al tema. Io ho dato questo titolo all'incontro, alla lezione di oggi, un po' importante, no? Il profumo di carità. Allora, volevo partire dal Magistero della Chiesa, no? Il messaggio che il Santo Padre ci ha dato per la giornata del malato. Il titolo era proprio "Ecco tuo figlio, ecco tua madre", e da quell'ora il discepolo lo accolse con sé. Gesù, da suo pari, si è inventato una cosa, si è inventato una relazione nuova. Maria non aveva come figlio Giovanni, e Giovanni non aveva come madre Maria. Beh, l'ha inventata in quel momento, era sulla croce, e gli ha detto: beh, adesso cambiamo. Quante volte siete diventati Maria o Giovanni andando a trovare delle persone malate o nelle relazioni che vivete in casa? Ecco. Torniamo a quell'aspetto che dicevo prima, la relazione. La relazione è veramente il cuore. E perché ho dato titolo Profumo di carità? Vedete, la relazione prima ha questo odore, no? Se è una buona relazione, ha il profumo della carità, ma perché ha il profumo dell'eternità. Quando io ricevo una buona azione mi ricordo di questa buona azione e questo ricordo me lo porto con me. È un presagio, è un profumo, è un qualcosa che continua nel tempo, sa di eterno. La buona relazione sa di eterno. Ecco, se riusciamo a fare in modo che nelle nostre strutture o nelle nostre famiglie costruiamo relazioni buone, queste sanno di eterno. Ecco, come secondo sollecitazione, la pastorale della salute resta e resterà sempre un compito, sempre dalla lettera, dal messaggio del Santo Padre per la giornata del malato, no? La pastorale della salute resterà sempre un compito necessario ed essenziale da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più eccellenti centri di cura. Qui sta il mio sforzo di oggi. È quel fino, quella parola fino su cui voglio porre l'attenzione. Noi dobbiamo riuscire, oggi vorrei riuscire a fare in modo che quello che voi vivete in maniera generosa nelle vostre famiglie, nelle vostre realtà, nelle vostre parrocchie, sia da stimolo, sia vissuto, sia all'interno di qualcosa di più grande, che magari è vissuto all'interno di strutture. Mi spiego meglio. È un po' fare in piccolo e pensare in grande. Cioè quello che io faccio in piccolo deve avere una logica di qualcosa di più grande. Però per
per pensare in grande ho bisogno di avere degli strumenti, delle informazioni, ed è lo scopo che io ho oggi, quello di darvi delle informazioni che non avete. Volevo riportare, perché anche questo mi ha intrigato un po', una frase che intitola il messaggio del Santo Padre per la Quaresima: per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Ecco, devo dire che nella mia esperienza di lavoro io ho fatto oltre 25 anni in una realtà per disabili su più regioni, poi ho lavorato in una cooperativa che si occupava di istituti religiosi che facevano fatica per il diminuire delle vocazioni, e poi adesso sono in Fondazione Santa Tecla. Ho sempre lottato, ed è stata un po' la mia difficoltà continua, ho sempre lottato con le cose che non funzionavano, con un po' le menzogne, sia nel grande che nel piccolo, sapete. Cioè, quando ad esempio dovevi fare un'azione legale contro un comune perché non pagava le rette di ricovero di una persona disabile, è perché ti diceva a noi non compete. Ma come? Se lo dice la legge. Quello era un'evidenza, ma poi non è che al di fuori ci sono cose che non funzionano e invece al di dentro funzionano tutte, Non è proprio così. Infatti, sempre in questa nella lettera, appunto, nel messaggio del Santo Padre, ricorda questo, perché i 3 cardini della Quaresima, no? La preghiera, l'elemosina e il digiuno. Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, anche perché non è che il male è fuori, il male prima è dentro. Per cui, insomma, ecco, queste erano 3 frasi, 3 immagini, 3 suggestioni che volevo proporre anche a voi, perché per me sono significative. Partiamo adesso da valori che molti di questi che ho elencato qui si legano alle riflessioni che si stanno facendo, ormai stanno pullulando molti convegni sul fine vita, proprio perché c'è questa legge che ha avviato e ha normato questi percorsi legati al fine vita. Molti di questi concetti si legano un po' anche a queste riflessioni. Quello che per me è importante è ragionare su un concetto di vita buona. Noi siamo soggetti morali. Cos'è la vita buona? Perché lo dico? Perché anche se la morte fa parte della vita, anche la morte dovrebbe essere una buona morte. E qua un po' dissento dei video che ho visto. Devo essere un po' dissenziente. Per l'esperienza che vivo io nella casa di riposo che gestisco, sono 200 anziani. Abbiamo circa 2 decessi alla settimana. Non è proprio così aulica la situazione, perché l'umanità che c'è fuori c'è anche in casa di riposo. Mi è successo un fatto crudo che mi ha un po' colpito quest'estate. È morto un anziano e chiamiamo la figlia per i vestiti. La figlia ci dice: per me può morire, può essere sepolto anche con un lenzuolo. Dopo abbiamo capito che dietro c'era una storia decennale di violenza, non è proprio così facile. Oppure la stragrande maggioranza delle accoglienze che noi abbiamo in casa di riposo sono dementi. Ne abbiamo accolto uno
4 in ospedale, perché tra calci, pugni e quant'altro, nel tempo ne abbiamo mandati 4 all'ospedale, 4 dipendenti. Questo aveva una passione, lanciava gli estintori. Era una passione un po', per cui anche lì, come si fa? Perché queste sono le persone. Cosa significa la contenzione? Perché devi contenerli, e la contenzione farmacologica. E cosa gli si dà? E i familiari cosa dicono? Vedete che la vigilanza di cui vi dicevo prima non è una cosa banale, è di tutti i giorni, sulle questioni di tutti i giorni. Non dico che non ci sono le cose belle anche da noi, assolutamente, ma l'umanità che viene accolta in queste strutture è un'umanità fragile, è un'umanità che arriva, alcuni arrivano dopo 3 giorni sono deceduti, perché arrivano sempre più gravi. Va bene, un po' questa è la situazione. Punto fondamentale, centralità della persona, sia nell'ordinario che nei momenti straordinari della vita. E cosa sono i momenti straordinari? Quando la fragilità supera le nostre capacità, quando la debolezza vince la nostra sicurezza. Passare dal camice al pigiama è un secondo. Per cui se noi non abbiamo sempre in mente la centralità della persona, rischiamo di finire su dei tecnicismi, su ma il budget mio, ma il personale. È un intreccio non facile, perché tutte e due le cose devono essere contemperate. Un altro aspetto per me molto importante, che viene bene in inglese, ma si può tradurre, è empowerment, cioè questo è visibile, molto visibile nei disabili. Quando una persona non ha capacità, ha solo la capacità di muovere il dito per azionare la carrozzina, ma quella capacità residua per lui è la sua vita. Non è che possiamo banalizzare una capacità di questo tipo. Se io ho l'unica capacità di muovere il dito per chiamare una persona di notte perché sto male, non è che ho la capacità di muovere un dito, ho la capacità di chiedere aiuto. Questi sono i pesi. Per cui la valorizzazione, il mantenimento delle autonomie è una pista assolutamente prioritaria, assolutamente fondamentale. Perché? Perché dà dignità alla persona. Cioè non è muovo un braccio, no? Con quel braccio cosa posso fare? Da tanti anni vivo il ruolo sia di consigliere nazionale UNEVA che di presidente dell'UNEVA Veneto. Ho avuto la fortuna di conoscere Fratel Carena, che è del Cottolengo, ramo maschile, che viveva in una comunità per matti. Ma lui un giorno disse che si era arrabbiato in maniera poderosa col suo superiore generale perché avevano automatizzato il cancello di entrata della comunità. Era una comunità che viveva in campagna, avevano dei terreni. Perché gli aveva portato via l'unico lavoro di uno dei suoi matti, che era quello di aprire e chiudere il cancello tutto il santo giorno. Ma è capitato anche a me sabato scorso, a San Donato c'è un mercatino e intorno al mercatino ci sono sempre persone di colore che chiedono l'elemosina e si mette in tasca e si dà €1. Però io ero pieno di borse, che stavo portando la borsa della spesa, e la persona che mi si avvicina, dopo che gli ho dato i soldi, ma io volevo aiutarla, aiutarla a portare le borse, e io niente, per la fretta sono andato avanti. Dopo ho riflettuto che ho fatto una stupidaggine grande, perché quanta dignità dava a questa persona
con tutti i suoi limiti, guardate, con tutti i suoi limiti, ma quanta dignità dava a questa persona il fatto di potermi portare la spesa, diversamente da ricevere €1. Vado avanti. Importanza della informazione, ed è un po' il nucleo. Io spero di non ritardare il mio intervento, però ci tengo anche a dirvi queste cose. E della disinformazione da dare alla persona fragile è un valore etico. Qui, ed è un po' il nocciolo della legge sul fine vita, anche se non voglio monopolizzare l'argomento. Ci troviamo di fronte a una persona magari anziana che sta finendo la vita e che non sa nulla di medicina e magari il medico dall'altra parte. Quanto importante è che ci sia una buona relazione tra chi detiene la competenza medica professionale e chi detiene la sua vita in mano in un momento di fragilità. Quanto importante è? È vero quello che dice Salemi, è la relazione. La relazione è il fulcro e anche l'informazione, la corretta informazione. Peraltro vediamo anche i danni della disinformazione. Si fa un gran parlare delle fake news, di quello che si vede su internet, di quello che si legge su internet. Informazione, disinformazione. Io oggi è il compito che mi aspetto da voi. Mi aspetto, se sono bravo io, a farvi capire delle cose, ma che voi le acquisite e che le fate vostre. Perché quando andiamo a fare qualcosa in piccolo, magari ad un anziano in casa, dobbiamo sapere in grande come vanno le leggi, come vanno le regole che riguardano questi argomenti qua. Sulla relazione vi ho già detto, sul profumo di eternità, che per me è profumo di carità, vi ho detto. La dignità umana include e supera la difesa della vita fisica. Prima ho davanti una persona, non ho davanti un malato di cancro, io ho davanti una persona. Vediamo se vado avanti. Infatti, ed è la frase che va di conseguenza, l'appropriatezza di un'attività sanitaria deve essere bilanciata dal valore della persona. La malattia non esiste, esiste la persona malata. Sempre come flash, il cancro agli occhi, il diabete agli occhi. Perché? Perché c'è una persona che ha la malattia e lì quegli occhi della persona io devo vedere. La relazione tra le persone modifica i comportamenti, la buona relazione li migliora. La scelta condivisa è sempre e di gran lunga migliore della scelta dei singoli. Questo lo posso dire con certezza nella mia esperienza professionale. Io faccio tante anche riunioni sindacali a livello nazionale, a livello regionale e mi sono fatto convinto, anche se le parti portano interessi diversi, non sempre sono eleganti nel portarle perché insomma ognuno sgomita come riesce, però ho questa consapevolezza, la composizione degli interessi derivanti da una relazione è sempre migliore di una scelta di una parte sola, perché è condivisa, è sempre migliore, più faticoso, più lento, più tutto, ma è la via migliore. Lo dico per esperienza. E questa relazione va sempre alimentata, sempre riportando la legge sul fine vita. Perché va sempre alimentata? Una novità che sarà sempre, come dire, anche nei prossimi mesi sarà sempre di più approfondita, è proprio quella che riguarda la nomina del fiduciario.
nella legge sul fine vita è introdotta una nuova figura. Non ci sarà solo più l'amministratore di sostegno o il tutore, ma c'è il fiduciario. Il fiduciario è la figura che porta invece mia le mie istanze di fronte al professionista sanitario, di fronte alle decisioni difficili che si devono prendere. Io volevo citare delle parole di Papa Francesco riguardo a questo, perché, ripeto, la sollecitazione di Vescovo mi ha un po' scavato, no? Decidiamo per il fine vita o decidiamo per accompagnare il fine vita? E questo crinale per me mi rimarrà nella giornata di oggi. La riflessione della Chiesa è estremamente utile in tal senso. Papa Francesco dice: la dimensione personale della vita e del morire stesso, che è pur sempre un momento estremo del vivere, deve avere nella cura e nell'accompagnamento del malato uno spazio adeguato alla dignità dell'essere umano. È anzitutto lui che ha titolo, ovviamente in dialogo con i medici, di valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare la loro effettiva proporzionalità nella situazione concreta, rendendone doverosa la rinuncia qualora tale proporzionalità fosse riconosciuta mancante. Però questo viene ripreso anche nel Catechismo della Chiesa e viene ripreso ancora prima in un messaggio molto famoso di Pio XII, sempre che afferma le stesse cose. Ecco, ma lo dico solo per porre l'attenzione, lo dico perché l'argomento è questo. Facciamo un passo avanti. Vi dico un po' anche il ruolo e il compito che mi ero assegnato oggi, però prima devo permettervi ed informarvi di chi è l'UNEBA. L'UNEBA è un'associazione di categoria, cercherò di essere più veloce perché vedo che il tempo corre. È un'associazione di categoria nata da Papa Montini negli anni 50 che raccoglie tutte le realtà socio-assistenziali di ispirazione cristiana. Ha delle caratteristiche uniche che nessun altro ha. La prima è che si occupa del disagio in tutti i momenti della vita, minori, anziani, disabili, tossicodipendenza o dipendenza in senso lato. Ha un proprio contratto di lavoro, il contratto UNEBA, e su questo alla fine dirò alcune cose, ma la peculiarità che ha questa associazione è questa. Viene a conoscenza delle norme, perché è costretta a venirne a conoscenza, che tante volte non sono scritte nelle gazzette ufficiali. Vi faccio un esempio. Sull'assistenza esisteva una legge, la legge Crispi, che era del 1890. Okay? Questa legge è stata superata nel 2000 dalla legge quadro sull'assistenza, la legge 328. Facciamo un conto di quanti anni sono passati. 1890, 2000. Sono 110 anni alla faccia. Cosa significa? Che nel nostro settore socioassistenziale si dice tanto che ci occupiamo della disabilità, degli anziani, ma in realtà, guardate, l'uomo fragile è una rogna, è un peso. E le norme tante volte sono lasciate.
Allora, cosa fanno questi poveri funzionari che meriterebbero una medaglia solo per assumere questi ruoli? E mi riferisco alla dottoressa Paludetti. Devono inventarsi delle cose che non ci sono, magari con dei regolamenti, delle circolari. Ma chi è che le conosce queste cose? Le conoscono chi le vive direttamente. UNEBA ha questa fortuna che, mettendo insieme tutte queste realtà socioassistenziali, queste cose ne viene a conoscenza, ma sono cose particolari, sono cose di un territorio diverso da un altro. Anni fa abbiamo fatto una ricerca in Veneto sui regolamenti dei CEOD dei trasporti. Ogni USL aveva fatto una cosa diversa ed erano tutte, mi permetto di dirlo, fuori legge. Perché i trasporti dei disabili ai CEOD è un'attività riferibile ai livelli essenziali di assistenza ai LEA, per cui devono essere normate a livello nazionale. Però di necessità virtù, siccome alle USL chiedono di ridurre sempre le spese, di razionalizzare, di efficientare, eccetera, in qualche maniera qualcuno si era inventato qualcosa, ma magari erano cose difformi. Ecco, questa è un po' la peculiarità dell'associazione. Naturalmente l'associazione ha compiti legati allo spirito che la anima, alle fondamenta che l'ha costruita. Ma sorvolo per essere più veloce. Raccoglie circa 900 associati in Italia, di cui 500 sono enti per anziani, possiamo stimare circa 40.000 anziani assistiti. In Veneto sono 80 gli enti associati, quasi tutti, il 75% si occupa di anziani, sono 12.000 posti letto in Veneto e circa 8.000 lavoratori. Più o meno la stessa realtà dell'URIPA, che è l'altra associazione di categoria che si occupa solo di anziani ma del settore pubblico. Tre flash per incardinare il discorso che volevo farvi sulle norme regionali. Allora, contesto mondo. Perché a mio parere noi cristiani, noi persone che ci dedichiamo, anche se non vogliamo definirci cristiani, nell'ambito del sociale, una definizione più laica, non possiamo non tener conto di ciò che avviene. Contesto mondo, la globalizzazione era un percorso inevitabile, ma è un percorso virtuoso, sempre virtuoso? Non è che le multinazionali si arricchiscono sempre di più a danno dei territori? E non approfondisco. Ci sono scelte politiche che oggi vanno in direzioni un po' particolari. Pensate alla Brexit, pensate all'onda populista che ha portato all'elezione di Trump. Sono effettivamente percorsi virtuosi. Contesto Italia. Anziani non autosufficienti sono circa il 4,5% della popolazione. Stiamo parlando di 2.800 persone. Ok? E citando il dato di prima, 2.800.000 persone, scusate. Ok? Di questi solo un terzo sono nelle strutture. Come dicevo prima, per quello che avevo notato i numeri della dottoressa Paludetti, da 1.500 posti letto nel territorio del Vittoriese, qua dell'USL del bacino di competenza, abbiamo 8.000 persone che sono seguite a casa. La stragrande maggioranza della realtà
che ha fragilità è fuori. Questo si accompagna al fatto che la complessità che vivono oggi le residenze è tale per cui molte norme si affastellano e gravano sulle realtà socioassistenziali. Prima citavo la legge del fine vita, che vedrà figure nuove all'interno di queste strutture, la figura del fiduciario, ma basta parlare anche della legge sulla privacy, che adesso avremo obbligo entro maggio di rendere che le nostre strutture siano adempienti, ma percorsi regionali, c'è una legge di fine 2016 che chiede alle strutture socio-assistenziali, comprese le case di riposo, di occuparsi della gestione del rischio clinico. Mi piacerebbe sapere statisticamente in Veneto quante strutture si sono occupate di questo. Ancora poche, credo, molto poche. C'è un orientamento dell'USL della Regione Veneto, che è di questi giorni, che cerca di sviluppare le cure palliative nelle nostre strutture, anche degli anziani. Cioè si aggrava sempre di più l'adempimento burocratico, l'adempimento legislativo, che fa fare una fatica maggiore alle strutture rispetto a prima. Questo è un dato di realtà. Bene, e qua arrivo al nocciolo della questione. La Regione Veneto in questi ultimi mesi ha dato uno spolvero alle norme. È da 14 anni che non veniva proposta un nuovo schema di convenzione tra l'USL e le strutture socioassistenziali. Voi mi dite, ma perché parliamo di queste cose? Perché guardate, ed è quello la responsabilità che vi dicevo prima, è che noi non possiamo non conoscerle. Non possiamo non conoscerle, perché è vero che magari facciamo le nostre attività in casa dell'anziano che ha bisogno, però se prima non sappiamo le regole che regolano ad esempio l'accesso delle persone anziane nelle strutture, il nostro lavoro rischia di diventare solo un pezzetto. Invece dobbiamo anche conoscere il contesto. Allora, in questo accordo contrattuale vengono richiamati i principi cardini delle norme riguardo agli anziani in Veneto, che sono fissati da una legge del 2002, la legge 22, che sono principi nobili. Il Veneto è un'eccellenza per quanto riguarda la cura delle persone non autosufficienti e degli anziani in Italia. E i principi che hanno portato nel tempo a questa eccellenza sono incardinati in questa legge 22. Sono principi, l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona. Cioè, mi sembra un progetto non da poco. Questi sono i principi ispiratori di tutta l'assistenza che è venuta dal 2002 in poi, che sono libera scelta dell'ospite. L'ospite deve poter andare a Casa Fenzi piuttosto che a Villa Maria, piuttosto che liberamente. Che l'assistenza che viene erogata deve essere di alto livello tecnico-professionale. Cosa significa? Che ad esempio noi dobbiamo rispettare determinati standard, e questi determinati standard sono di persone qualificate, e che queste persone qualificate vengono formate
e questa formazione si mantiene nel tempo. Non è mica una cosa da poco, sapete, è una cosa importante. Il tutto deve permettere una sostenibilità economica. Ed infine, l'importante è che ci sia al centro la persona. Ecco, mi pare che sono principi su cui si può costruire un bel grattacielo, giusto? Bene, andiamo avanti. Se riesco. Sì. Allora, il 5 ottobre la Regione ha emanato la nuova norma che riguarda tutti gli enti socioassistenziali, compresi quelli per i disabili, compresi tutti, ok? E rispolverando delle vecchie norme che erano appunto del 2004, ok? E ha emanato i nuovi schemi contrattuali. L'allegato B principalmente riguarda gli anziani, l'allegato A riguarda un po', è un contenitore più ampio che riguarda tutto il resto. In questa norma premette che l'accordo contrattuale deve essere finalizzato ad ottenere significativi esiti assistenziali con l'obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza. È un richiamo anche ai principi della legge 22, principi ispiratori dell'assistenza delle nostre strutture. E deve essere concepito un accordo tra pari. Significa che l'ente singolo, la Casa Fenzi che abbiamo nominato, piuttosto che, deve poter fare un accordo tra pari con l'USL, cioè con la Regione poi. Allora, c'è un punto su questa delibera che ha creato notevoli difficoltà, che è l'articolo 3 dell'allegato B. Questo punto sostanzialmente dice questo. L'assetto su cui le nostre strutture si basa è l'autorizzazione, che è, come dire, io ti do la patente per poter correre. Oltre all'autorizzazione c'è l'accreditamento, ti do anche la benzina per correre, per usare delle immagini. Introduce l'articolo 3 di questo allegato qualcosa di nuovo, le giornate convenzionabili. Le giornate convenzionabili, cioè significa che le nostre strutture devono prima essere autorizzate, poi essere accreditate e poi devono avere delle giornate convenzionabili che vengono stabilite dalla USL. Questo terzo paletto, quello delle giornate convenzionabili, in verità non ha criteri. Su questo articolo 3 non sono stati stabiliti criteri. Era una scelta insindacabile da parte del direttore generale. Questo ha creato grave disagio. L'associazione di categoria UNEBA a tal proposito ha fatto degli studi, ha mandato le lettere a tutti i direttori generali delle US del Veneto e ai dirigenti regionali per mettere in luce questa contraddizione. Questo cosa ha comportato? Ha comportato la stesura di una nuova delibera, la 2207 di fine anno, che ha sospeso questo articolo e ha sostanzialmente provocato una riunione che è stata fatta il 22 di gennaio dove sono stati invitati tutti i direttori dei servizi sociali, tutti i direttori generali e tutti i direttori delle case di riposo di tutto il Veneto. Io credo che in 30 anni questa cosa non si fosse mai vista.
Perché cosa significa questo? Cosa significa? E qua dobbiamo capirci. Se la mia struttura ha un numero di giornate fissate, 3.000, 30.000, quel che l'è, ok? Io anziano, se entro in quella struttura e quella struttura magari ha finito le giornate, devo pagarmi la retta intera, se ce la faccio. Se no, devo andare dai comuni a chiedere di pagarmi la retta, perché l'accreditamento alla struttura, che deve essere prima autorizzata, permette anche il riconoscimento di una quota regionale che è di circa 50 euro al giorno, non sono pochi. Questo è stato il disagio che come associazione di categoria ci ha mosso a fare queste iniziative. La Regione ha recepito, ha accolto e ha nominato una commissione per riformulare questo articolo. Cosa significa questo? Significa che noi su questa parte qua abbiamo sospeso un attimo i lavori, perché secondo me questo percorso non era coerente con i principi di libera scelta di cui vi ho detto prima. Per questo vi dico che la nostra vigilanza deve essere una vigilanza attenta, ecco, perché anche su questi aspetti normativi dobbiamo dare sviluppo coerente alle nostre indicazioni. È stato un atto di coraggio, dico per la Regione, a fare questo, perché ha messo in moto un meccanismo nuovo, solo che va un attimo orientato, ridiretto, ricondotto. Ha introdotto anche un'altra cosa che ci preoccupa molto, la tariffa. La tariffa. E cos'è la tariffa? Una retta stabilita dalla Regione. Allora ci si chiede, è giusto avere gli standard strutturali, gli standard del personale, il numero delle quote che vengono stabilite a livello di convenzione, anche il valore della quota alberghiera, cioè la tariffa. Quali margini ha la struttura? Ci sono margini per la struttura? O meglio, io voglio fare una struttura al top of the top. Voglio puntare sulla qualità. Voglio avere stanze doppie o singole per ogni persona. Voglio avere i sollevatori a binario sul soffitto. Voglio rimodernare tutto. Ha senso ristrutturare se poi la tariffa è uguale per tutti? Sono dubbi, sapete, perché in questo la Regione ci ha dato, come dire, un percorso di dialogo. Infatti, la scorsa settimana è arrivata una lettera alle associazioni di categoria e a tutti i direttori in cui viene nominata una commissione per studiare esattamente questi problemi, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Ci basiamo sulla attenzione che dobbiamo avere sulla appunto libera scelta del cittadino e ci basiamo sulla possibilità che ogni ente possa sviluppare un percorso di qualità. Se tutto viene fissato a priori, crediamo che questo sia un percorso molto difficile. Molto difficile. Vado avanti, dopo mi piacerebbe capire anche se sono stato chiaro, perché forse sono aspetti tecnici un po' difficili da digerire. Sostanzialmente
sono, qui ripeto un po' quello che vi ho già illustrato, cioè dare la possibilità al singolo ospite di poter scegliere e dare la possibilità al singolo ente di potersi sviluppare. Questi sono principi che credo siano principi legati anche al nostro mondo, a un mondo di realtà che hanno dato alle persone fragili un'attenzione del tutto particolare. Appunto, questo vi ho detto, la Regione ha fatto questa iniziativa, ha dato la possibilità ed è la questione di questi giorni. Nella delibera appunto di fine dicembre si ribadiscono i concetti che sono anche i concetti cari alla normativa precedente. Si dice, quello sottolineato in rosso, è necessario individuare un set di criteri che dovrà contemperare compatibilmente con le risorse regionali disponibili, che questo è un dato di realtà, perché ognuno ha in base a quello che può disporre, i principi di libera scelta dei cittadini, l'accessibilità, la funzionalità alla programmazione regionale e locale ed efficacia sociosanitaria assistenziale. Sono gli stessi principi che abbiamo letto prima nella legge 22. Ok? Per cui questo è un percorso che vedremo nei prossimi mesi. Vado verso la conclusione. Ci sono altre questioni sullo sfondo nell'ambito della normativa regionale, però non vorrei dilungarmi troppo su queste questioni, anche perché volevo concludere con quel 1,5 con cui avevo iniziato la relazione, della tappa numero 1 e della tappa numero 2. Ecco. Sullo sfondo ci sono altre delibere, la 1336 che riguarda l'apporto dei medici convenzionati nelle strutture. Voi sapete che attualmente, almeno fino a prima del 2017, l'USL destinava i medici presso le strutture. Con la 1336 c'è un'apertura al fatto che le strutture stesse possono trovarsi loro il medico qualora ci fossero delle difficoltà, perché magari c'è una situazione di carenza di medici. E questo è un dato di fatto, è un percorso nuovo che forse andrà un attimo limato nel tempo. Però è un dato di realtà che effettivamente medici di medicina generale ce ne sono meno. Io vi riporto il fatto di una struttura di Vicenza che per alcuni mesi ha dovuto andare avanti con le guardie mediche. Cioè non avendo più il medico in struttura, perché gli avevano dato il bacino di medicina generale, aveva avuto 1500 persone da assistere nel giro di 3 settimane e non poteva più seguire la struttura e la struttura non poteva più avere il medico in casa, per cui ha dovuto andare avanti con delle guardie mediche. Voi capite con che difficoltà e con che disagio. La legge sulla depubblicizzazione delle IPAB, non voglio dilungarmi su questo che meriterebbe una giornata di approfondimento, solo questi aspetti qua. Però volevo concludere con il rinnovo del contratto di lavoro UNEBA, perché l'associazione di categoria che rappresenta ha anche un proprio suo contratto. Sarò breve però in questo, per concludere. Fate mente locale ad una cosa. Qualche anno fa abbiamo vissuto la crisi. Quante volte vedevamo sui telegiornali di imprenditori che si suicidavano perché non riuscivano a pagare gli stipendi dei propri lavoratori? La crisi ha mietuto vittime nelle aziende, nei lavoratori. Le strutture socioassistenziali non hanno avuto la crisi,
perché noi gli anziani non li abbiamo esportati da qualche parte, li abbiamo tenuti qua. E le strutture socioassistenziali hanno rappresentato un salvagente per la nostra gente. E facciamo 2 più 2. Questi soldi erano soldi del territorio, che rimanevano nel territorio, perché pagavano stipendi di persone che accudivano i nostri anziani che erano del territorio. Sul rinnovo del contratto di lavoro UNEBA, però non mi addentro su questi aspetti che possono essere troppo tecnici, si aprirà un nuovo fronte che riguarderà il welfare aziendale. Welfare aziendale significa che parte del proprio stipendio lo posso spendere anche per servizi che, guarda caso, sono nel territorio, l'asilo, anche la casa di riposo, testi scolastici, trasporti. Allora, pensiamo che queste realtà rappresentano una vera risorsa per il nostro territorio e diventano un'economia virtuosa che è contraria a chi, ad esempio, viene da fuori per prendersi i soldi degli anziani e portarli chissà dove. Non voglio dire che sono contro il profit, Tutti abbiamo la libertà di iniziativa e di poter sviluppare le nostre attività. Faccio solo delle constatazioni. Fatalità, prima dicevo che la Fondazione Santa Tecla in Este è la seconda realtà produttiva ed ha rappresentato un'ancora di salvezza per molti dipendenti, per molte famiglie. Di questo non possiamo non tenerne conto. So che le sollecitazioni sono ampie e anche diverse e forse anche un po' approfondite, che andrebbero approfondite. Auspico di essere stato capito su tutti gli aspetti che forse erano anche abbastanza tecnici. Comunque sono anche a disposizione a delle domande se serve e vi ringrazio per l'accoglienza e per la pazienza. Nell'economia del nostro tempo, sono le 11:45, vorremmo dedicare un po' di tempo, quello che è necessario, per una reazione da parte dell'Assemblea attraverso domande e riflessioni possibilmente molto molto brevi, telegrafiche, in modo tale che si possa sentire più persone, e poi avviarci alla conclusione con qualcosa che cercherò di sottolineare alla fine. Francesco, se magari rimanete su, scusa, sì, Paola, così possiamo un attimino, grazie. Se c'è qualcuno che vuol fare, sì. Chiedo, insisto sulla brevità, apposta per poter permettere più voci. È una domanda forse un po' anche personale, ma mi trovo nella situazione che ha parlato il signore, che non mi ricordo il nome, per quanto riguarda la retta di una persona che è in casa di riposo. Le faccio brevemente per farle capire. Questa persona è mia cognata, è in casa di riposo da 25 anni, è sempre stata autosufficiente, ha sempre pagato una camera singola perché ha avuto dei problemi psichici e quindi ok. Adesso che incomincia ad avere i primi sintomi di non autosufficienza, mi hanno chiesto di andare al comune precedente di residenza, non tanto quello della casa di riposo, che appunto sono 25 anni che è iscritta al comune, ma quello precedente, quindi quello che abitava praticamente quasi 30 anni fa, perché intervengano ad aiutarla, perché adesso la pensione che ha non gli basta più. Io ho risposto, mi vergogno andare da un comune che non fa più parte da 30 anni che aiuti a pagare questa retta. E l'assistente sociale non mi ha saputo rispondere
Adesso volevo sentire un po' lei se aveva una via d'uscita. Grazie, mi scusi. Raggruppiamo più interrogativi o riflessioni prima di sentire poi. Onestamente, se non lo sa, cioè adesso anch'io possiamo approfondire, voglio dire, se lei è di questo territorio si può fare un approfondimento, però credo davvero che sia un problema tra assistenti sociali e comuni, insomma, cioè dal punto di vista sanitario non sono in grado di rispondere, ma di approfondire sì, perché c'è spesso, adesso diciamo che dopo così tanti anni sono perplessa, onestamente, non riesco a capire, perché poi se lei ha preso la residenza, sì, non è un domicilio onestamente, perché accade spesso che c'è diatriba tra comune di residenza prima, il domicilio, di nuovo la residenza. Diciamo che questa è una situazione veramente un po' particolare, per cui credo che vada approfondita con gli uffici, magari sì, dopo mi dice di quale comune e verifichiamo un attimo, insomma, ecco, volentieri, assolutamente. No, beh, insomma, di solito una soluzione si trova, tuttavia, ripeto, è un po' particolare, quindi il caso singolo va analizzato, insomma, dopo mi dice. Sì, rispetto alla domanda particolare, volevo portarla in un ambito un po' più generale. In questo settore, chiamiamolo anziani, esiste una pletora di soggetti diversi che intervengono. Facciamo un esempio semplice. L'accompagnamento a chi si chiede? C'è una commissione, ma lo paga l'INPS e l'INPS è un ente. E la quota sanitaria chi la dà? La regione, ma c'è un'altra commissione che non è la commissione invalidi, c'è un'altra commissione. E se la retta non basta, da chi andiamo? La legge 328 mi dice devo andare dal comune, che è il comune di provenienza prima del ricovero. È lo stesso concetto che c'era nelle leggi del 1890, e lì in quel caso si chiamava domicilio di soccorso e fa 3. Cioè esistono una serie di soggetti diversi tra loro che rischiano anche di accavallarsi nelle competenze, di creare una situazione di ritardo come risposta al problema. Ci sono altre realtà in Europa che hanno accentrato tutto, addirittura hanno accentrato tutte le risorse ai comuni. I comuni decidono tutto loro per la questione della longevità. Però insomma sono percorsi che vanno pensati, progettati, decisi a livello politico. Per questo che io non mi stuferò mai a dire, forse vi annoierò anche, ma non possiamo non esimerci dall'essere informati e dal vigilare. Grazie. Non mi è stato chiaro sul rapporto fine vita e fiduciario da chi viene indicato. È il paziente o viene dalle istituzioni messo? Il paziente. Non sono un esperto in materia, però da quello che ho capito è di chi ha bisogno. Faccio un esempio pratico. Se io stessi male, che necessito, non riesco più a decidere per la mia salute, sicuramente chiederei a mia moglie di fare da fiduciaria, perché lei sa quello che penso e quello che ho sempre pensato nella vita e sicuramente pensa per il mio bene. E se non avessi la moglie potrebbero essere i figli, ma questo è il percorso. Il tutto però attraverso una relazione, perché io non sono medico e né mia moglie nemmeno, per cui la relazione tra chi ha le competenze professionali e la persona è il cuore della risposta. Questa però è una figura nuova, la gente, noi non sappiamo, io stesso non so
come viene istituito, perché la legge lo norma, però sono cose che costruiremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Sì, è un argomento molto complesso che noi nei servizi viviamo in maniera, come dire, con grande coinvolgimento, nel senso che c'è l'aspetto dell'anziano appunto demente che non è in grado di decidere, l'aspetto del paziente terminale, col quale magari è più facile il percorso, nel senso che a tappe, oppure il paziente con la SLA, con la sclerosi laterale amiotrofica, per cui nel percorso e in vari momenti e l'equipe e chi all'interno dell'equipe è formato per trattare determinati argomenti condivide un percorso con il paziente e con la sua famiglia, no? E, diciamo che nell'anziano demente secondo me è più complessa, nel senso che noi ce l'abbiamo quotidianamente e non ci pensiamo, perché se cominciamo a pensarci anche al discorso del consenso è talmente complesso che ti ingessa, ti congela, perché poi tra l'altro quando ci sono, penso che lo proviate anche voi all'interno della struttura, più figli, 2 la pensano in un modo, 2 la pensano in un altro, sondino, non sondino, PEG, non PEG, adesso lo dico un po' con questo tono per sdrammatizzare, non ovviamente per sminuire l'importanza di una decisione di questo genere, però sono decisioni molto complesse e a volte non c'è lo stesso parere tra il medico e il giudice e quindi diventa davvero molto faticoso, perché il giudice ha una visione, quel giudice può avere una visione di un certo tipo, il medico di un altro, l'amministratore di sostegno, il tutore di un altro ancora, perché poi anche l'amministratore di sostegno è partito con, se non sbaglio, con magari dei compiti abbastanza leggeri, diciamo, ma adesso sempre di più assume, volenti o nolenti, anche assume coinvolgimenti anche su decisioni importanti. E questo è complesso come diceva il dottor Faccia, anche il discorso della normativa, mi sento molto coinvolta nella nuova normativa sulle strutture, perché sono finita, tra virgolette, in senso buono, e mi devo anche, come dire, e devo anche ringraziare di essere stata messa, perché è un privilegio, però in una commissione nella quale, quindi sarà parallela a quella nella quale c'è tutto il percorso per l'assistenza medica all'interno delle strutture. Anche lì abbiamo i pareri più, ci siamo capiti, abbiamo i pareri più discordi. Ora, abbiamo fatto il primo incontro, io dico, se la commissione, anche se non è solo una commissione tecnica perché vede anche le rappresentanze sindacali dei medici, però se la commissione davvero ha come obiettivo, se no io come dire, faccio un passo indietro, nel senso che se lo possiamo anche, tra virgolette, scannarci, cioè, tra gentiluomini o gentildonne, però o l'obiettivo è quello di davvero migliorare, mettendoci la buona volontà di tutti, l'assistenza, che non sto dicendo che non sia una buona assistenza, però a volte ci sono delle difficoltà concrete, cioè anche sulla scelta del medico all'interno della struttura o sulla difficoltà della nomina, perché magari in queste zone qua va ancora bene, ma in certe zone di montagna, in certe zone di campagna, cioè non si trovano. E comunque anche nel trovarli non sempre, e questo come in tutte le attività, vale per la sanità come per la scuola, come dire, sono ambiti così delicati che io magari non mi limiterei ai titoli, ho diritto perché sono il primo in graduatoria, ma all'attitudine anche che ognuno di noi ha, dimostra il fatto che uno preferisce fare il pediatra e uno fare il geriatra, siamo agli antipodi, ma tutti e due possono essere 2 bravi medici, no? Ma devono avere attitudine per quella, perché se fai il pediatra e non hai mai sopportato i bambini o le mamme, che a volte impegnano più dei bambini, e questo in senso buono perché sono mamma anche se li ho grandi, però bisogna avere quella, e credo che comunque pediatra o geriatra tutti e 2 richiedono una grande pazienza, anche se poi così ci riempiamo anche la bocca col termine di grande missione del medico, che a volte vabbè, comunque insomma bisogna riempirli anche di contenuti, e quindi anche indipendentemente che li scegliate voi, che li scegliate noi, poi l'orientamento, perché i direttori delle strutture sono anche persone
come dire, capaci, navigate, quindi sicuramente preferiscono un elenco, credo che non sbaglio, dell'azienda sanitaria, perché li tutela anche nella scelta, cioè non possono scegliere il primo, quindi condividere direttori di strutture, aziende sanitarie, medici convenzionati o non convenzionati, ma con l'obiettivo che è quello di dare il meglio all'interno delle strutture, e tra l'altro non è il medico da solo, è l'equipe, perché altrimenti casca il palco, no? Cioè all'interno della struttura è l'equipe con gli altri professionisti, quindi l'infermiere piuttosto che il fisioterapista, l'assistente sociale, il coordinatore del nucleo e quant'altro, no? E torniamo a al punto di stamattina che tutti noi abbiamo sottolineato, che è fondamentale, che anche è il discorso della comunicazione, cioè le persone, i professionisti che stanno all'interno dell'equipe nelle strutture residenziali, noi lo vediamo nelle nostre case di riposo, nei nostri centri servizi, se c'è una comunicazione adeguata, i problemi si riducono al minimo, nel senso che c'è un rapporto tale di condivisione anche dei percorsi, dopodiché i protocolli ci tutelano, la normativa va applicata, perché cioè, ovviamente dobbiamo tutelarci, perché sono cambiati i tempi. Io porto sempre come esempio, adesso vi farete una risata e direte che sono ingenua e che vive nel mio mondo, però insomma quando i miei ragazzi, che ormai sono grandi, molto grandi, erano bambini, cioè io non mi facevo le torte ogni 3D, perché forse me l'aveva insegnata mia mamma per la scuola, per il catechismo, se li avessi piccoli adesso, non so se perché sono invecchiate, o se perché la società ci porta a questo, io non so se la farei più la torta, perché se il boccia a scuola, il compagno a scuola le è allergico, che va attraverso il tocchettino di a torta che ho fammi, eccetera, non ho voglia di, adesso scusate, ma non ho voglia di prendermi queste e ho dispiacere, perché dico, mi pare queste torte da farle anche bene, voglio dire, no? Allora, esatto, faccio, la Quaresima ce l'ho, un po' ce l'ho. Questo per dire, no? Ma questo lo dico anche per i familiari qua, poi vedo anche qualcuno che mi è familiare, ex sindaco, con il quale abbiamo condiviso tanti pensieri su questi temi qua, no? Con buon senso, nel senso che anche con le amministrazioni comunali, no? Cioè, bisogna avere buon senso, e allora anche con le famiglie, avere il coraggio di condividere anche le scelte. Io questo lo dico, mi permetto, forse non so cosa penserà lui, ma anche il mio direttore generale a volte, di dire no, abbiamo bisogno davvero di comunicare anche le nostre, cioè non riusciamo a fare come azienda sanitaria questa cosa qua perché non ce la facciamo proprio, allora cerchiamo di spiegare al cittadino il perché si può arrivare magari a uno stesso risultato, ma cercando un po' di tra virgolette, che poi non si dica che sto delirando, però forse qualche piccola, cioè non so come dire, condividere le fatiche e anche dirci che forse qualche volta non possiamo proprio avere tutto perfetto, perché per la perfezione lede altri, insomma, ecco, scusatela. Si confermo che le liti, le richieste la lite contro la struttura, nella stragrande maggioranza dei casi, arriva quando c'è lite tra familiari. Quando non si va d'accordo in famiglia, la cosa più semplice è far causa alla casa di riposo. Accade. Dopodiché è anche vero che, e torno sempre sulla comunicazione, che bisogna avere anche il coraggio, sempre con la giusta umiltà e senza presunzione, però di dire, sia da parte del familiare che dell'operatore, no? Di spiegarsi, perché credo che veramente, è un po' come in famiglia, insomma, come a casa, è la stessa cosa, se riesci a dirti le cose, poi... Sentiamo la campana del Duomo cattedrale che ci richiama e ci avvia verso la chiusura, con gratitudine penso per questa mattinata. Prima di dare alcune sottolineature che dovrebbero aprirci al futuro, due osservazioni. La prima è che avete visto che piega ha preso verso la fine il nostro convegno, no? Una piega molto tecnica, pratica, però signori miei, questa è la realtà.
il profumo della carità, se non tocca la dimensione istituzionale, se non va a vedere le leggi, i regolamenti, non è neanche incenso, è proprio un profumo che rischia di essere aleatorio invece che dare una concretezza. E non mi dispiacerebbe che qualche volta anche nelle nostre parrocchie, no, ci trovassi insieme non solo per leggere insieme il Vangelo, ben venga, l'ascolto della parola, ma anche per essere maggiormente informati su quello che segna la nostra vita, soprattutto in fasi, momenti deboli, tenendo presente, lo dico perché mi tolgono un sassolino dalle scarpe, no? Che guardate che normalmente si grida all'untore nei confronti dei richiedenti asilo e di chi li accoglie di seguito, si fa un gran baccano, ma su alcune cose che passano e che toccano la nostra persona, il nostro futuro, quello dei nostri cari di seguito, c'è un gran silenzio, e occorre in questo senso essere estremamente, per cui la concretezza del nostro concludere, grazie all'intervento anche del dottor Facci, no? Il convegno ci porta a non essere disincarnati, perché il profumo della carità esige l'essere incarnati, e l'essere incarnati vuol dire essere informati, attenti, no? Non tutti, ma avere anche per esempio chi segue no, una persona anziana dal punto di vista così spirituale, la accompagna, porta il corpo del Signore di seguito, però possiamo essere di aiuto anche a questo livello con un minimo di formazione maggiore. Ecco, direi, proprio perché siamo cristiani, amiamo l'incarnazione, e non c'è incarnazione se non c'è attenzione per le istituzioni, per quello che avviene, per la legge che ci vengono proposte, scusate il linguaggio, per le fregate che ci vengono date, incartate magari con... Su questo, chiedo scusa per il linguaggio, ma ecco un po' di... molta vigilanza. Francesco Facci chiamava molta vigilanza, direi che sarebbe proprio importante, molto importante, no? Convegno 1, in prospettiva del 2, con quel mezzo, perché diceva il dottor Facci che fra non molto l'UNEBA, che ha una presenza anche sul nostro territorio, no? Organizzerà un grosso convegno proprio su queste questioni qua, Non tutti, ma qualcuno che sia attento e che poi si faccia, che comunichi a sua volta, credo che sia bello e credo che dia qualifica anche le nostre comunità cristiane. No? Non siamo solo, pur importante che sia non siamo solo gente che prega e che deve pregare anche di più, siamo gente attenta a questo mondo in cui viviamo. Allora, adesso mi sono preso, perché me lo sono dato io, per cui non posso dare la responsabilità ad altri, no? Il compito di chiudere questa nostra giornata, proprio perché a livello di commissione più volte abbiamo constatato che i nostri convegni sono un bel momento, ma restano nell'episodicità, cioè finito il convegno è finito. Allora spero senza presunzione, come ufficio pastorale vorremmo che un convegno accendesse un fuocchetto, no? Da portare avanti per poi ritrovarci e dire valorizziamo insieme alcune intuizioni. E questo riguarda proprio il mondo dell'essere e del diventare anziani, che è un mondo, intanto molti di noi ci appartengono già, prima cosa, ma secondo è un mondo che è presente, non occorre andare in cerca, ci sono, e alla grande, e sarebbe tristezza infinita affrontare questo mondo con grigiore e come proprio fossero un peso, no? L'intervento del Vescovo credo che sia inizialmente, la prima parola che ha usato il Vescovo è nel pericolo attuale, cioè noi siamo chiamati ad agire in modo propositivo, no? Con speranza, però consapevoli, e anche il titolo del messaggio del Papa per la Quaresima lo dice con chiarezza, no? Che l'iniquità
culturale, prima ancora che legale, di seguito. L'iniquità è una realtà del nostro mondo. L'iniquità, la dimensione negativa. Ma questo non per piangerci sopra, proprio perché dentro le tenebre, direbbe l'Evangelista Giovanni, siamo chiamati a portare la luce che noi stessi abbiamo ricevuto. Perciò la prima dimensione è lavoriamo, siamo attenti alla realtà degli anziani sul nostro territorio, e su questo Paola Paludetti ci ha dato un input soltanto, per poi, ma lo dirò, no? Siamo attenti a questa realtà. Stiamo particolarmente attenti e non solo in termini, senza escluderli chiaramente, di carattere spirituale, ecclesiale o peggio ecclesiastico, in termini ampi, a 360 gradi. Ed è per questo anche che, e vi ringrazio per la vostra presenza, abbiamo invitato i ministri straordinari della comunione. Perché oltre ad essere numerosissimi in diocesi, e sono una presenza davvero grandiosa, no? Hanno la possibilità di essere presenti sul territorio come nessun altro. E allora possono diventare davvero non solo il dono di una comunità a chi quella comunità non può raggiungerla, ma il dono di chi non può raggiungere la comunità a una comunità. Mi spiego? Cioè, portano il dono dell'essere corpo di Cristo, no? Ma portano il dono anche di spezzoni di vita, di dimensioni, di intuizioni che l'ammalato, l'alettato, che l'infermo ha, e che se qualcuno non porta fuori rischiano di essere tesori sottovuoto e non usati. C'è questo andare e questo venire. In questo senso, ripeto, d'accordo anche con Don Fulvio, contiamo molto sui ministri straordinari della comunione, ma proprio in questa dimensione, no? E la sento anche, tra l'altro, molto bella, molto interessante, perché coinvolge tante dimensioni della vita, coinvolge la vita liturgica, spirituale, ma coinvolge anche la vita relazionale di una comunità, coinvolge anche la vita sociale di una comunità. E in questo senso sentiamo, anche con il sostegno e il suggerimento del Vescovo, contiamo proprio molto su questa realtà che sono i ministri straordinari della comunione, perché nessuno come loro, e non in modo episodico, ma in modo costante, ha queste possibilità. Bene, che cos'è che cerchiamo di intuire guardando il futuro? Prima Paola ha accennato a un'esperienza presente, di ricerca presente in Friuli, no? Cioè vorremmo almeno inizialmente su una parte, su un piccolissimo territorio, un comune, 3 unità pastorali che formano un comune per esempio, no? Vorremmo che partisse una ricerca, ma non una ricerca sociologica nel senso no? Con tutto rispetto per la sociologia evidentemente, ma un'attenzione per dire gli anziani sul nostro territorio, nelle nostre 3 parrocchie, dove sono, chi accudisce a loro, con quei 2 dati a cui ha fatto riferimento Paola prima, no? Nonostante tutto, anche se meno nel passato, la famiglia tiene ancora, ma a che prezzo tra l'altro? E non parlo di aspetto economico soltanto. E poi bellissimo, stupendo, c'è lo spazio della comunità, c'è una rete amicale, no? Avete visto quella colonnina, no? E sono dimensioni da sviluppare queste. Ecco, con un'attenzione. Allora, il futuro vorremmo proprio impiantare un lavoro la chiamo di ricerca, ma abbiate pazienza nel senso del termine, non una ricerca solamente sociologica, una ricerca che evidenzia l'uomo, la persona, che è lì in quelle condizioni, dove condizioni non vuol dire necessariamente negativo, ma anche positivo, perché c'è anche da godere, e i ministri straordinari di comunione lo sanno, quando si va in una casa e si trova un anziano, che si sente che quell'anziano è il centro, la calamita di tutti quelli che vi abitano in quella casa. Che bello, no? Diversamente da invece in cui altre dimensioni. Allora, il lavoro che vorremmo iniziare davanti a noi è proprio questo. Inizialmente cominciamo da un territorio specifico, piccolo, no? Avevamo ipotizzato tre esperienze al nord della diocesi, al centro della diocesi, al sud della diocesi, no? Ma è una cosa da vedere, in cui iniziare una
lettura della presenza dell'anziano sul territorio, no? Tenendo conto che sia il lavoro di Federico Campodall'Orto, sia ovviamente, non poteva essere che così, il contributo del dottor Facci, no? Hanno evidenziato una presenza sul territorio, no? Di istituzioni che servono alla persona anziana, le antiche case di ricovero, no? Chi di noi da una certa età non si ricorda casa di ricovero, no? Ecco, no? Che sono nate in un contesto di carità, non dimentichiamocelo mai questo, che c'è un'eredità di valori che per tanti aspetti è stata dispersa, che è grandissima. No, la nostra attenzione non esclude chi ha dovuto rifugiarsi in un istituto per poter andare avanti. La nostra attenzione vorrebbe essere soprattutto per quanti vivono sul territorio, nelle proprie case. Ecco, per cogliere proprio la qualità della loro vita e per cogliere come, in modo particolare, la comunità cristiana, ma non disgiunta da una comunità civile, proprio perché civile, è attenta e facilita una qualità della vita, no? Su quello che è l'ultima fase di un percorso esistenziale che poi si apre a quella vita con la V maiuscola a cui splendidamente ha fatto accenno prima il dottor Facci, no? Ricordatevi che, tra parentesi, mi sembra che sia un bel modo, no? Per comunicare le verità in cui crediamo, che ci animano e ci sostengono, attraverso anche un passaggio che è quello del servizio, dell'attenzione, no? Perché se no dimentichiamo. Con particolare attenzione a quale dimensione vorremmo intervenire? Alla dimensione che ci è più consona e di cui siamo più ricchi. Che cosa siamo se non siamo comunione? Ebbene, di che cosa soffrono maggiormente le persone anziane? Detto, dentro gli istituti e nelle case, la solitudine, no? Questa è la dimensione, no? L'isolamento. Tutte e due le relazioni hanno parlato di solitudine e di isolamento, no? Ecco, allora questa è la ricchezza che abbiamo. Non siamo e non dobbiamo essere né medici né paramedici né che so io, no? Attenti a questa dimensione, però la dimensione che la medicina che dobbiamo portare, siamo chiamati a portare, perché quella che abbiamo ricevuto noi stessi è proprio la medicina della comunione, per rompere almeno un pochino quella solitudine che come una crosta tante volte riduce la vita della persona, Ecco, credo sia importante questa dimensione. In questo senso il dottor Facci ci ha richiamato alla responsabilità. Abbiamo delle responsabilità, no? Al dono ricevuto, adesso parlo da prete, convinto, sì, parlo da prete, no? Al dono ricevuto siamo chiamati a dare, e il dono ricevuto è quello della comunione, non la comunione eucaristica, ma comunione che si esprime in Eucaristia, che è di relazione, di attenzione agli uni agli altri. Allora il riferimento prossimo dovrebbe essere proprio in questa linea. La Commissione si troverà adeguatamente, valuterà l'incontro di oggi, che a mio parere è stato estremamente positivo, proprio perché dall'inizio il Vescovo ci ha dato alcune coordinate, no? Poi la presenza sul territorio, uno sguardo alla concretezza del nostro territorio, e poi il dottor Facci che ci ha detto: voi ricordatevi che il profumo della carità deve entrare negli organismi, non può restare fuori, no? Non può essere un argomento di San Paolo soltanto, deve essere un argomento che segna la vita. E come sembra, personalmente ritengo che la mattinata è stata ricca, e di questo ringrazio Paola, Francesco, Federico e il Vescovo che a monte ci crede in queste cose, no? Ci crede in queste cose e investe, evidentemente, fa investire anche in queste cose. Il prossimo appuntamento, grazie. Il prossimo appuntamento per i ministri straordinari della comunione, abbiamo fatto un grosso errore, ma ormai è fatto, no? Abbiamo messo 2 avvenimenti, 2 momenti di formazione per i ministri della comunione, uno di seguito all'altro, uno oggi, uno domani.
Ma è successo, ormai vabbè, se potete fate il possibile, ma trovate me, per cui anche avete, se invece no, vi è difficile, pazienza, noi ci abbiamo pensato il 17, ma il prossimo anno saremo più attenti. Domani l'appuntamento, però come ministri straordinari della comunione, ma anche come persone attente e sensibili che vivono in varie situazioni la realtà dell'attenzione e la cura delle persone fragili, sarete informati su quello che saranno i prossimi passi, i prossimi passi in questo progetto. Io direi di chiudere, di grazie a tutti voi, grazie a chi ha parlato.